Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it. Sponsored by www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Buongiorno, buon pomeriggio dagli studi di Via Oslavia, LCN Stadio che torna a farvi compagnia per questa partita, ancora una volta sabato, come la scorsa settimana, del Lecco a Busto Arsizio contro la Pro Patria, una classica che va in scena. Ciao Albino Alborghetti. Ciao Stefano, ciao a tutti quanti. Ti ritroviamo qui invece che inviato sul posto, qui in studio con noi, abbiamo il nostro Matteo Bonaccina dallo stadio di Busto, ci colleghiamo a breve dallo Speroni per Anzi, forse il nostro Fausto Riva, che è in regia quest'oggi, come sempre, ci ha già messo in contatto con Matteo. Matteo, mi senti? Matteo? Ciao, sì. Ciao Matteo, eccoci. Ciao. Vediamo arrivare le immagini dallo Speroni. Innanzitutto ti chiedo com'è il campo, perché sembra un pochino brulletto a vederlo così. È brulletto, ma ti dirò la verità, sembra anche compatto. È quello di martedì, per capirci. Era un campo che magari aveva un po' più di erba, ma lasciamo andare. Questo mi sembra molto compatto. Sicuramente il caldo di queste settimane, sì, penso che non è neanche... C'è un po' di ritorno audio, però ti chiedo Matteo, innanzitutto che tipo di formazione ti aspetti? Un 4-4-2, non dovrebbero esserci grandi novità a vedere la formazione, a vedere le scelte di De Paola. Abbiamo perso il... Matteo, mi senti? No, non riusciamo... Matteo, mi senti? Ho capito, un attimo, mi sta dando la grappa. Vediamo se ripristiniamo il collegamento con Matteo. Intanto è arrivato a farci compagnia anche Giuseppe Mazzoni. Ciao Beppe, lo salutiamo qui in studio con noi, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con Matteo, e dopodiché intanto leggo le formazioni, perché è Pro Patria che propone il 3-5-2 classico, tante le assenze, lo vedremo nella formazione di Prina. Caprile, Sportelli, Boffelli, Molinari, Ghioldi, Brignoli, Nicco, Galli e Pierozzi, Parker e Castelli la coppia d'attacco per quanto riguarda la formazione Bustocca, per quanto riguarda invece il Lecco, un 4-4-2 dicevo senza grandi novità per quanto riguarda l'assetto tattico, quantomeno, con Pissardo in porta, con Zeliak che aggira sulla destra, Sparandeo recuperato e riproposto da titolare basso a sinistra, Merli, Sale e Battistini sono i due centrali di difesa, con Lora che trova una maglia dal primo minuto a centrocampo in coppia con Masini, non c'è dunque Kraja che si accomoda in panchina, gli esterni Giudice, anche lui torna titolare a destra naturalmente, con Capoferri che dovrebbe agire da esterno alto a sinistra, le due punte sono Petrovic e Ganz, dunque confermate le due punte che hanno giocato l'ultima da titolare, anche se con un rendimento opposto, Petrovic così, Ganz
bene, però Albino dà fiducia ancora a questa coppia d'attacco il mister? Sì, io direi che allora, mettersi a discutere Ganz è come discutere praticamente il fatto che assodato che questo sia un giocatore che va sempre in doppia cifra tutti gli anni, quindi è chiaro che magari non ha fatto delle partite in cui ha segnato, però quello che ha fatto nel momento in cui lo doveva fare l'ha fatto, e quindi direi bene. Quindi bene, ripropongo la stessa cosa, fiducia a Matteo che ti abbiamo ripristinato il collegamento, fiducia a Petrovic e Ganz ancora, te lo aspettavi? Sì, con Nepi sì, me lo aspettavo, perché comunque Nepi ha solo 3 allenamenti, però mi aspetto che subentrerà per una grossa fetta di partita, sperando la faccia bene come ha legnato. Nel frattempo noi ti vediamo anche comparire sugli schermi. Guardo la banca fotografica vicino. Sugli schermi qui in studio delle immagini che Eleven ci proietta ci trasmette dallo Speroni. Un 4-4-2, tante assenze nella Pro Patria, però una formazione che ha vinto solo una partita delle ultime 6 gare disputate. Come al solito c'è poco da fidarsi di questo genere di formazione. Matteo? No, abbiamo caduta la linea, abbiamo qualche problema sul collegamento dallo Speroni. Giro la domanda a Beppe, di solito queste squadre, a parte per la Pro Patria c'è sicuramente anche una grossa rivalità, no, negli ultimi anni, intanto vediamo che i supporter blucelesti nella sono arrivati. Sì, nella, diciamo, gradinata posta dietro come curva improvvisata dello Speroni, come al solito non fanno mancare anche oggi l'apporto ai tifosi, anche se 10 anni fa sarebbe stato un pubblico neanche da amichevole questo. Sì, chiaro, adesso purtroppo ci si deve un po' anche accontentare, no? Tra norme Covid eccetera eccetera, entrano in campo le due formazioni. No, Beppe, ti dicevo, Pro Patria che non vince da parecchio, però queste sono le partite che diventano ancora più complicate di solito, no? Sì, è il nostro avversario ostico, storico, abbiamo sempre avuto difficoltà contro questa compagine. Oggi il mister ha dato spazio a nuovi, insomma, ha fatto roteare alcuni giocatori dando riposo a un fulcro del centrocampo come Kraja, speso in tutte le ultime partite per quasi tutti i 90 minuti. Speriamo in questo Lecco. Io sono molto fiducioso perché De Paola ci ha abituato a saper anche cambiare in corso d'opera, quindi mi aspetto quantomeno un risultato positivo, e chissà mai che non possa arrivare anche una vittoria per così sperare di ambire a posizioni ancora più alte della classifica, visto che già il Lecco, nonostante le preoccupazioni dei più per il ridimensionamento, ha fatto ben sperare e attualmente occupa un ottimo 7° posto in classifica. Cerca la terza vittoria consecutiva, no? Che darebbe sicuramente slancio, come dici tu, in classifica. Intanto si gioca con la maglietta verde, quest'oggi però con la tenuta completamente verde, interamente verde. Avevamo visto nell'ultima partita di Legnago un inedito abbinamento stilistico cromatico, Albino, sì, però, che lasciava un po' a desiderare. No, sì, certo, così per fare un po' di colore. Ecco, esatto. Ma volevo soltanto dire, fare due annotazioni. Sono sui gli ultimi arrivati, che sono sempre opera dei miracoli Fracchiolla, no? San Domenico Fracchiolla ha provveduto ancora a portarci a casa un esterno che, visto la mancanza di Zambataro, vi dico che io mi sono letto tutte le cronache del Padova, no? Vasic è un giocatore devastante. Punto. Speriamo di vederlo all'opera oggi. E invece ho intervistato velocissimamente alla fine della gara vittoriosa con il Legnago Nepi. Nepi è un altro giocatore che ha la faccia da giocatore e il bisogno di fare il giocatore, quindi è molto umile ed è un giocatore che ci darà una grossa mano se vi tira nel secondo tempo con Legnago, che è proprio subentrato all'ultimo momento, era arrivato da un giorno, no. Quindi direi che ha fatto il suo, diciamo. Ha fatto il suo, perché poi ha fatto giocare bene, meglio ancora Ganz, perché Ganz deve giocare da sottopunto, è un patinatore. Ricordo che parlava Giuseppe di risultati, se noi avessimo pareggiato non tutte, ma qualcuna delle 8 partite che ha perso il Zironelli, avremmo avuto almeno 6 punti più in classifica. Se guardate la classifica poi mi dite dove eravamo arrivati. Sì, infatti. Assolutamente.
Se poi tu pareggi e riesci a vincere qualcuno e perdi poche, vai avanti bene. Assolutamente. C'è curiosità per capire un po' l'assetto tattico, stavo guardando, intanto è cominciata in questo istante la partita della Pro Patria, perché la squadra di Prina deve far fronte a parecchie assenze, ve le vado a elencare: Banfi, Bertoni, Saporetti, Pizzul, Colombo, Lombardoni, Vezzoni e Fietta. Sono tante le assenze nella squadra Bustocchi in difficoltà, dunque Pierozzi dovrebbe agire a centrocampo. Stavo vedendo la prima disposizione nei 5 di centrocampo sulla fascia di destra, con probabilmente Ghioldi che agisce a sinistra, Pro Patria che può giocare subito il primo pallone con una rimessa laterale, mentre il Lecco, naturalmente lo sappiamo, i lungodegenti Galli e Tordini. Si è aggiunto anche Zambataro, potrebbe star fuori a lungo Zambataro, quindi tanto Giudici, grande stop sulla destra, si accentra, poi va a scontrarsi, a subire il fallo di Brignoli. Giudici informissima. Sì. Va gestito dal punto di vista dell'impegno, perché come diceva giustamente il mister, non è che può fare 3 partite alla settimana proprio per caratteristiche fisiche, no? Ma detto questo, ha dei guizzi che veramente il primo anno che è venuto a Lecco ce li si è persi. Infatti diciamo che fosse un giocatore importante, lo sapevamo quando è arrivato, non era riuscito a metterle in mostra le sue doti. Se tu un destro continui a impiegarlo a sinistra diventa dura, cioè questo va scritto al non merito di comprensione di D'Agostino. Nell'ultima partita naturalmente devastante, anche Giudici in entrambi i gol comunque ci ha messo lo zampino. Calcio di punizione per il Lecco, dunque dalla tre quarti può pericoloso, tira in porta. Giudici col destro, Lora col mancino per crossare, ma probabilmente Giudici, secondo me, sono d'accordo con te, potrebbe andare sul primo palo, perché insomma c'è un po' di spazio, 2 uomini in barriera, siamo circa a 30 metri, 27-28 metri dalla porta. Tira lui. Di Caprile va, invece crossa sul palo lungo e colpo di testa alto sopra la traversa. È arrivato con il salto scarico, aveva già scaricato il salto. Diciamo anche chi è andato a saltare non si è capito benissimo Mi è sembrato Masini, dici? Sembrava un po' più alto a vedere di Masini. Però... c'erano tanti blu celesti, verdi. Potrebbe essere Capoferri a mio avviso, però che erano in zona e si sono un po' anche ostacolati in questa azione. Tra l'altro c'è il sole, diciamo quel sole classico invernale, no? sullo Speroni, che dà un po' fastidio. No, poi ci sono dei fumogeni, quindi pensavo anche io nebbia, invece ho proprio visto l'angolo dove ci sono dei tifosi della Pro Patria. L'ho visto anche prima, poco prima del fischio. In termini scaramantici ci sta Stefano, visto che Giuseppe citava il fatto che abbiamo comunque sfatato un mito. All'andata abbiamo dato 3 gol alla Pro Patria e siamo riusciti a sfatare il mito della Pro Patria a Lecco. Adesso dobbiamo sfatare il mito della Pro Patria a Busto. Sì, perché erano 10 anni che non si vinceva, la vittoria per 2-1 all'andata, adesso bisogna sfatare giustamente quello dello Speroni. Speriamo che questa possa essere l'occasione giusta. Insomma, le premesse ci sono, è vero, si gioca ogni 3 giorni, la stanchezza si può far sentire per le squadre, però il Lecco sta dimostrando di essere in grande crescita. È un Lecco umile, un Lecco operaio, Beppe, un Lecco come lo vuole il suo allenatore. Sì, soprattutto ha messo in evidenza un ottimo miglioramento del pacchetto difensivo che mi ricordo nella prima parte di campionato eravamo qua un po' tutti a lamentarci del fatto che si subivano troppe reti da palla ferma e non si riusciva mai, nonostante insomma si riuscisse ad andare in gol, poi subivamo delle inopinate reti e andavamo sempre in difficoltà. Dall'arrivo di De Paola abbiamo sistemato la difesa, diventa difficile adesso, soprattutto anche con un ottimo Pissardo che nelle partite precedenti ha messo in mostra 2 o 3 super parate salva risultato che ci hanno permesso poi di ottenere risultati positivi, insomma. E poi anche Giuseppe, io aggiungerei anche il 4-4-2, che comunque è uno schieramento che in queste categorie ti permette di cassare meno gol. E se tu hai la fase difensiva messa per bene, prima o poi il gol davanti lo fai, no? Comincia a non prenderli che i gol, che meglio. Dovrebbe essere Merlisala l'autore del colpo di testa di poco fa sulla punizione di Giudici. Lecco che prova a distendersi ancora sulla destra, il lancio lungo proprio per la corsa di Giudici, l'anticipo qui buono di Molinari che va ad anticipare il numero 7 del Lecco, scatenato già in questo inizio di partita. Ancora Lecco che quindi batte la rimessa laterale lì sulla destra.
il cross dentro, una deviazione, poi mamma mia, mettere il pugno sul cross Caprile, perché poteva essere autorete. Sì, poteva diventare pericolosissimo. Sì, dall'altra parte del campo la rimessa per il Lecco. Il portiere ha anche il sole un sì, po' ha dato fastidio. Sì, molto. Ha smanacciato e attenzione. Il cross dalla sinistra del Lecco, lunghissimo, forse direttamente fuori. No, il giudice fuori. Il giudice non è stato in grado di rigiocare questa palla. Il sole dà un po' fastidio. Si vedono le righe del campo a malapena, sì. I tracciati, si vede che poi non li hanno neanche ripassati. Questo potrebbe dare adito a qualche mistero in qualche fallo in area o vicino all'area. Tra l'altro, insomma, Pro Patria che anche a livello societario un momento un po' particolare, quindi potrebbe avere ripercussioni. Magari. Da ieri si sa che questo consorzio SGAI, che è stato indagato per false fatturazioni, credo relative al 110%, pare che abbia dato esecuzione alle quote, e quindi la ex presidentessa Testa, mi pare che si chiami, sì. E daranno comunque corso a questa vendita, che non lascia i tifosi della Pro Patria molto felici, secondo me, perché questa proprietà, che è una proprietà di un gruppo napoletano, è un po' chiacchierata dal punto di vista della affidabilità. Si giocano anche altre partite naturalmente nella 25esima giornata del girone A di Serie C, alle 14.30 tutte tranne Feralpi Salò Albino Leffe, che è il posticipo alle 16.30. Le vado a elencarle: Fiorenzuola Padova, Gian Erminio Juve Under 23, Legnago Piacenza, Mantova Trento, Pergolettese Seregno, Pro Patria Lecco, Pro Vercelli Virtus Verona, Renate Sud Tirol, Triestina Pro Sesto. Finora un solo gol, quello della Pergolettese, che è andata in vantaggio 1-0 contro il Seregno. Torniamo in cronaca, 7° minuto, palla sulla sinistra per Galli che alleggerisce all'indietro Molinari, si torna col giro palla tra i difensori, Boffelli della Pro Patria. Cioè la Pro Patria, se non facciamo cronaca, è perché insomma la partita si sta giocando a metà campo e quindi non stava succedendo nulla di particolare. Adesso loro sono sulla tre quarti con la rimessa laterale. Fino ad ora nessuno. Ritmo basso, ritmo basso in questo inizio di partita. Chissà che anche se magari un po' di caldo, alle 2:30 c'è il sole, può dare forse una gestione anche, no, Beppe, delle energie. Sì. Tanto poi bella la giocata di Capoferri sulla sinistra, l'Ecco prova, ma c'è grande densità, no, dei giocatori della Pro Patria che fanno grande pressione, riconquistano pallone. Attenzione alla ripartenza veloce della Pro Patria. Zeliak non chiude, attenzione allora ancora sulla sinistra con il passaggio all'indietro, attenzione a Ghioldi che prova, ne fa secco uno con Mancino il diagonale, lontano però dalla porta di Pissardo, ma grande aggressività sui portatori di palla dell'Ecco. Ma diciamo che però c'è stata anche della disattenzione nel reimpostare l'azione da parte di Zeliak, in questo caso, che ha perso una palla prima persa da Lora a metà campo, poi Merlissara sembrava averla riconquistata. Esatto, quando l'abbiamo nei piedi noi, Beppe, bisogna giocarla noi, non lasciarla agli altri. Sì, loro pressano, perché questo è un campionato che non ti concede nulla. L'abbiamo visto anche con Legnago, insomma, che doveva essere una formazione in forte difficoltà. Il primo tempo l'abbiamo subito molto, poi si vede che loro hanno speso molte energie nei primi 45 minuti e nella ripresa sono andati via calando, è uscito un Lecco opportunista. Tieni conto che però il Legnago ha comprato 2 o 3 giocatori mica male. Si è vista una qualità comunque anche. È una squadra che non mi ha lasciato perplesso dal punto di vista della qualità, anzi mi ha lasciato convinto. Certamente le partite, come dicevi tu Giuseppe, se le giochi nel primo tempo ci metti tutta l'anima nel primo tempo, poi nel secondo tempo patisci di tutta un'altra storia, perché si risolve tutto nel secondo tempo. Rimasto a terra un giocatore della Pro Patria, si è accasciato un colpo forse in testa. Intanto noi ci prendiamo il primo break di giornata. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio.
Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Torniamo in studio con il Lecco in possesso palla, ma i ritmi sono veramente bassi, come diceva poco fa Beppe, siamo al 0-0, fino adesso solo il tiro di Ghioldi senza troppe velleità per quanto riguarda le occasioni pericolose fra tutte e due le squadre, no? Quindi... Sì, rilevo adesso un lancio lungo, vediamo cosa accade. Merlisale in controllo, pasticcia un po'. Angolo, no. L'ultimo tocco è di Parker. Dunque, ci sarebbe stato anche un fallo, secondo me. Parker, attaccante della Pro Patria, sicuramente uno tra i più pericolosi, segnò anche l'anno scorso al Lecco. Era in forse per questa partita, invece poi è stato recuperato da Prina. Voci dicono che sia parente alla lontana di Parker Bowles. O di Peter Parker, Spider-Man. Ancora una pallaccia persa, questa volta da Sparandeo, attenzione, dentro proprio il pallone in profondità in verticale per Parker, Merlisala fa buona guardia. Ecco, è qui dove manchiamo l'attenzione. Perde già la quarta palla persa sulla tre quarti. Però io vorrei sfatare un mito. Noi a Lecco vediamo sempre la parte del bicchiere sempre mezzo vuoto. Allora, questi sono errori. Sono errori che rimedia sempre se andiamo dal vivo in campo l'allenatore che gli proprio aggredisce dal punto di vista della motivazione, dicendo che non questo De Paola diciamo che è maestro. Maestro. Allora, sono palle che si sbagliano, loro sono aggressivi, attenzione, perché poi questa squadra qui gli mancano un sacco di giocatori. E vediamo come sono messi il secondo tempo. Intanto dobbiamo già cambiarne uno. Il gioco era fermo perché c'è un giocatore. Sì, un centrocampista dovrebbe essere. Entra Ferri, quindi insomma io non ho visto, ma credo sia uno dei centrali, o Brignoli o Galli, vediamo. Classifica corta, Stefano, però la Pro Patria ha 24 punti, deve stare molto attenta. Assolutamente, perché poi si fa in fretta a rimanere invischiati dietro nella lotta. Già se lì, ripeto, classifica corta, ma già se lì messo attaccato a quelli dietro. Sì. Più che a quelli davanti. Ce la fa a recuperare forse, no? No. Vediamo di chi si tratta, perché non ci aiuta Eleven. Entra intanto Ferri. Ma niente, non si sa chi è uscito. Brignoli, confermi Brignoli. Fausto ha visto il numero, da qua non siamo riusciti a vederlo, dunque insomma come avevo pronosticato uno delle due mezzali, insomma dentro di Nicco, una deviazione, angolo per la Pro Patria. Sì, c'è da dire che con l'arrivo di De Paola, adesso non sto incensando, insomma, mentre prima i giocatori del Lecco facevano sempre fatica nei contrasti o arrivavano in ritardo, adesso sono più determinati. Gli fa sputare sangue. Galli dalla bandierina, prova la girata al volo Parker, però palla che finisce a campanile altissima sopra la traversa. Ma Parker era anche il nome di quella tigre di quel film dell'indiano naufragato con la barca, con Vita di P. Allora va a tentare con il tiro al volo di sinistro, ma difficoltà elevatissima con la palla che ha rimbalzato proprio davanti Parker, però sempre la Pro Patria con il pallone tra i piedi. Ecco che non riesce in questo momento a uscire dalla propria metacampo, pallone all'indietro. Nota di colore, i tifosi del Lecco sono a torso nudo ancora. Quindi probabilmente fa caldo. Vogliono sfatare la pandemia. Sì. Non c'è fallo, prova a ripartire il Lecco, viene fuori bene. Bravissimo. Allarga sulla destra dove c'è Giudici, si propone Ganz, la palla proprio per lui, va sul fondo, Ganz prova a mettere dentro un cross, palla che sparisce sul secondo palo. Era difficile da calibrare questo, Quasi in rimessa laterale, il Lecco però riesce a evitarla dall'altra parte, Capoferri l'ha rigiocata. C'è una rimessa laterale in favore del Lecco. Allora, 14esimo intanto. Era una buona occasione. Ma chi sta riprendendo per Eleven sta facendo dei casini con la ripresa, perché si scuoca un po'. Si fa fatica un po' a capire quello che succede. Comunque
Pro Patria, Bello, palla rubata da Masini, Grande Masini. giocata, Masini qui veramente dribbla l'avversario, dribbla anche se stesso, mantiene il possesso per il Lecco, cambio di gioco sulla destra, Zeliak prova a salire, c'è Giudici alto, Zeliak però non può servirlo, allora per vie centrali è costretto a tornare indietro da Prestano Battistini. alto loro, escono subito sul portatore di palla e quindi diventa anche difficile. Fase confusa, Sì, parecchi errori fase da una brutta parte di gioco. C'è molta densità però da parte sono di due tutti lì, squadre. 20 tutti lì, metri, infatti continuano a sbagliare passaggio perché trovano sempre sulla linea di passaggio un due o tre avversario. giocatori. Qua il campo tradisce Giudici però, Sì. perché ha avuto un controllo non da Giudici. No, Sì. ma è rimbalzata Rimbalzata malissimo la palla, sì, Sono proprio stati vicina alla linea dell'auto, 30 secondi con una serie di passaggi errati, diventava in cui anche nessuno ci ha difficile. capito niente. neanche Esatto, loro in campo, diventava probabilmente. difficile anche fare la cronaca perché chiunque imbastisse l'azione poi sbagliava il momento dell'appoggio per il giocatore libero. Alla fine palla alla Pro Patria che adesso anche loro stanno cercando di riportarsi in avanti. Con ritmi bassissimi comunque, veramente anche loro. Colpo Attenzione. di testa, però c'è buon gioco della difesa del Lecco che prova ad allontanare, si scontrano due giocatori. L'ultimo a toccare è un giocatore bustocco in tradizionale maglia comunque bianco-blu, mentre invece si il Lecco parlava è completamente vero. poco fa, Stefano, del loro pressing, sì, ho capito, però abbiamo fatto 15 minuti di partita. Sì. Se fai un tempo così, poi nel secondo tempo paghi, soprattutto se non hai in campo le prime linee. Perché se non hai in campo le prime linee, Sono d'accordo con cioè, te. la preparazione è un po' quella che è per chi lo gioca meno. È anche un tentativo probabilmente di metterla un po' sull'agonismo, Sì, no? sì, Visto- è soprattutto quello. Viste le tante assenze qui, tocco non è buono di Masini, rimessa laterale. Sì, per aveva la Pro Patria. cercato di servire Giudici, ma sul pressing dell'avversario la palla è uscita a metà campo, rimessa laterale per la Pro Patria. Tra l'altro c'è da dire che il Lecco sta cercando di costruire soprattutto sulla catena di destra tra Zeliak e Giudici, attenzione perché va Ghioldi anzi Ferri, il neoentrato a sinistra, poi non riesce però a servire avversari, Zeliak non si fida dell'uscita di Pissardo, è costretto a metterla in rimessa laterale, qui non si sono intesi, Pissardo No. si è fermato, che ha visto arrivare l'avversario ma era ben coperto però da Battistini. Segnaliamo il gol della Prosesto a Trieste. 1-0 dunque per la Prosesto, altro risultato che si Capogna, sblocca. Ricky Capogna. Sì, confermi Capogna. Sì. Cross in mezzo intanto. Tanto colpo di testa, niente di fatto di Pierozzi che voleva servire un compagno in piena area ma non è Fino riuscito. adesso non conclusioni da parte dell'Ecco, ma da parte della Pro Patria solo velleitarie. Sì, no, questi non sono neanche occasioni, sono No. potenziali occasioni che però non si sono poi concretizzate. Ricordiamo soltanto un tiro, quello di Ghioldi fuori dalla 0-0, quello di Non Ghioldi ci fuori sono dalla... azioni di rilievo da segnalare. No, appunto solo questo tiro di sinistro Sì. qualche minuto fa, ma abbondantemente a lato alla porta di Pissardo. Si direbbe la classica partita in cui gli avversari cercano di far male, ma la preoccupazione principale è non subire la rete, quindi nessun arrembaggio in avanti, ma attenzione massima dalla metà campo indietro. Ci prova ora a sinistra la Pro Patria con il tentativo di servire Parker, ma c'è l'anticipo netto, bravo qui Zeliak, anzi Battistini che è uscito a dare manforte a Zeliak sulla fascia e a chiudere in rimessa laterale che però sarà a favore della Pro Patria con Galli. Adesso serie di passaggi. Poi l'anticipo secco di Lora. Lecco tenta di ripartire. Fallo. Pausa pubblicitaria, ci risentiamo tra poco. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo! www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport.
E mentre eravamo in pubblicità, una possibile buona azione per il Lecco con il contropiede Albino sciupato purtroppo, no? Con una palla troppo lunga. Però una bella azione. Adesso stiamo cercando di orchestrare noi a centrocampo, la Pro Patria ha già un po' spento il motore perché secondo me non riesce a tenere quei ritmi lì per più di 20 minuti. Sì, infatti sembrava, no, Beppe, una pressione dall'inizio troppo anomala. Loro ci hanno subito pressato, probabilmente. Attenzione all'Ecco. Zeliak, il cross dalla tre quarti, ma velleitario, colpo di testa lontana dalla difesa ancora, Lecco, Ganz, spizzata di testa, non c'è nessuno. Sì, probabilmente ormai possibilità di chiunque vedere le partite avranno studiato il Lecco in quel di Legnago e hanno visto che insomma Legnago ci aveva messo alle strette nel primo tempo e hanno cercato anche loro di seguire il stesso canovaccio della partita. Probabilmente però, visto che non ha sortito grandi effetti, non vogliono farsi poi, come diceva Albino, trovare impreparati, trovare stanchi sulla possibile ripartenza dell'Ecco. Fino adesso veramente 20 minuti brutti di partita, questo dobbiamo riconoscerlo. Allora dobbiamo dire che sono regole fisse nel calcio, per giocare bene bisogna giocare in due. Sì. Se con questo tipo con questa mentalità qui degli allenatori, chi deve fare la partita, chi deve controllarla, se giocano tutti in un fazzoletto diventa difficile trovare spazi e manca fare bene. Ripartenza veloce della Pro Patria, entra in area Ghioldi, finisce giù, non c'è niente, si riprende, poi prova a calciare, trova una deviazione, quantomeno guadagna il calcio d'angolo, però troppa facilità qua con cui Ghioldi è riuscito a recuperare palla e involarsi in area. Ha trovato un corridoio. Sì, ha trovato un corridoio buono, bisogna stare attenti a queste palle sulla tre quarti. Nella densità, quando c'è tanta densità, se trovi il buco giusto, poi non ti ferma più nessuno. Ma calcio d'angolo, intanto seguiamo, scusa Albino, il colpo di testa e la parata di Pissardo su Ferri. Niente. Sì, mi sembrano molto poco convinti sotto rete loro comunque, Cioè, fino alla tre quarti magari mettono dell'aggressività ma non vedo nelle conclusioni qualcosa di perentorio. No, anche perché comunque hanno, dicevo, tante assenze, ha dovuto un po' ridisegnare dalla cintola in su la formazione prima. Giudici va a recuperare un bel pallone dai piedi di Molinari, vediamo se si concretizzano il break dell'Ecco perché il passaggio per Masini è impreciso. E allora può ripartire la Pro Patria. Ma direi che è Masini che è arrivato in maniera troppo veloce, secondo me. Troppo in maniera diciamo che non si sono guardati, no, perché il giudice ha intravisto l'arrivo, l'ha messa, ma devi arrivare anche tu un po' con i contagini. Masini ha provato a leggere il passaggio, ma non è riuscito con i tempi giusti a trovarsi. Vai bene. No, stavo dicendo che sull'azione precedente è stato bravo il difensore del Lecco perché era rimasto dietro. Pareggiato il Seregno, e c'era il pericolo che franasse addosso a Galli e di conseguenza potesse causare il rigore, invece la palla poi è finita in calcio d'angolo. Altro scontro intanto davanti all'area, niente di che, tra Ganz e il numero 6 Sportelli. Si riprende però con calcio. Oggi si è visto poco fino adesso, secondo me, davanti per il Lecco Petrovic, no? Qualche guizzo l'ha fatto Ganz. Petrovic si è visto poco, strano, perché Petrovic sa benissimo che se non fa bene viene cambiato subito. Sì, perché insomma così è successo anche a Legnago qualche giorno fa, un brutto primo tempo da parte sua, un po' abulico, tu potrai confermarci visto che eri allo stadio, De Paola che lo ha ripreso durante il tuo primo tempo. Teniamo conto che questo è un giocatore, come spesso è stato detto, è molto dotato tecnicamente, è un giocatore che finisce sicuramente in B come minimo, ma secondo me può fare anche delle squadre di Serie A dalla seconda parte della classifica, però è un giocatore che ha i numeri. Ricordiamo in classe 99 lui, però insomma è un po' un classico giocatore di talento, a volte un po' indolente, no? Quindi deve attenzione alla conclusione della Pro Patria che diventa avere la continuità, per risala lontana. Avere la continuità in quel ruolo lì diventi fuori classe, se anche continuo. Poi rimessa laterale intanto battuta dalla Pro Patria con Molinari che prova a scendere, a incunearsi, ma linee dell'Ecco molto vicine a chiudere gli spazi e le linee di passaggio. Cambio di gioco a sinistra, la può giocare ancora però Galli, cerca di chiudere lo sparandeo. Ghioldi col destro centrale, attenzione perché ha spazio per calciare, Nicco invece apre il gioco sulla destra, colpo di testa, Parker anticipato, prova a uscire ora il Lecco che però c'è fallo fischiato dal direttore di gara che ferma il gioco.
A favore dell'Ecco, sì, a favore dell'Ecco, però insomma ha interrotto un'occasione, una potenziale ripartenza, perché la Pro Patria aveva tanti uomini sganciati dal centrocampo e dalla difesa. Aveva provato questa azione avvolgente la Pro Patria, Beppe cerca di portare tanti uomini in zona offensiva. Sì, loro hanno questa caratteristica di attaccare in massa, cercare di creare e poi mettono giù la diga di sbarramento quando fanno gol. Sì, e di conseguenza trovare magari una palla vagante da poter buttare in rete, però non mi sembra che insomma abbiano una trama di gioco ben costruita. No, infatti si diceva un po' l'analogia con Legnago, col primo tempo di Legnago, ma il Legnago è la squadra che però gioca, no? Sì, di potere rispetto a questo. Stiamo parlando di due mentalità nettamente differenti. Diverse. Oltre che naturalmente contenuti tecnici diversi. Cercano di fare della loro come si chiama, compattezza, un po' la forza della squadra, avanti tutti, indietro tutti, uniti, e soprattutto davanti. Sì, gioco a fisarmonica. Non c'è come posso dire, un allargamento sulle fasce, che è quello, la nostra forza, che per oggi non siamo riusciti a sfruttare, perché noi siamo bravi a fare il dai e vai sulla fascia, palla in mezzo, e sicuramente poi qualcosa di pericoloso avviene. Siamo al 26esimo, non siamo ancora riusciti a calciare, anche perché poi le squadre insomma cominciano a conoscerci, sanno i giocatori di valore. Masini, grande palla recuperata in lancio in verticale per Giudici, che va sulla destra, dentro il pallone di Giudici. Forse qua poteva fare un po' meglio Giudici, ma era pressato dall'uomo. Sì, però poteva, secondo me, forse cercare quantomeno una sterzata, girarsi. Adesso guarda, loro sono indietro in 6, no? Dalla riga dei difensori finali ai centrocampisti sono indietro 6-7 giocatori. Di trovare lo spazio non è facile. Lora per Zelia, che si spazi intasati, viene di passaggio chiuso, si torna da Lora, ma si gioca proprio in qualche centimetro, perché non ci sono spazi. Zelia che la finta, porta il pallone sul mancino, il cross sul secondo palo, l'anticipo secco di Molinari, rimane però l'Ecco in possesso con Lora. Le finte, viene pressato e costretto a indietreggiare. Mi scapperebbe una battuta. E allora non si concretizza. L'Ecco che però mantiene il possesso con Battistini, Zeliak di prima, bene, un stop qui invece non è granché, ma recupera Masini, perché davvero in palla Masini subisce fallo, no, si gioca per il vantaggio. Zeliak, la sovrapposizione di Giudici ora che va sul fondo, dentro il pallone forte, la respinta e poi si salva la Pro Patria. La prima vera occasione da gol comunque. Attenzione, perché ancora palla per il Lecco con Giudici indemoniato lì sulla destra, cross morbido alto a cercare Ganz, anticipato, rimane lì la palla, non riescono a spazzare i giocatori della Pro Patria, che hanno vissuto 60 secondi di furore del Lecco. Ora prova la squadra di casa a ripartire, ma l'Ecco si è già piazzato dietro. Beppe, qui un Lecco arrembante in quest'ultimo minuto. Sì, questa azione qui poteva meritare tranquillamente il gol. Sì, siamo stati, questa volta abbiamo fatto noi la parte della Pro Patria, però più ordinati, abbiamo cercato l'occasione trovata in un paio. Ci prova con Galli, la Pro Patria ancora a sinistra, poi crossaccio direttamente fuori. Ci prendiamo una piccola pausa, poi concludiamo il discorso. Certo. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Riconosce i tuoi attimi di relax e quelli in cui devi mettercela tutta. E se non ci sei, risparmia energia. È il climatizzatore che regola la temperatura in base a ciò che fai. Kireia, design italiano, tecnologia giapponese. 2R, gli specialisti nella vendita e installazione di condizionatori monosplit multisplit, via K Rossa 22 Lecco. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Beppe, concludiamo pure il discorso. Sì, stavo dicendo che con questi cross in mezzo, sia di Zeliak che di Giudici, anche per i difensori centrali diventa difficile respingere, perché basta un tocco così non preciso per spedire la palla nella propria rete. Però stiamo dando dimostrazione che insomma quando spingiamo con determinazione sono poche le squadre che riescono a tenere il passo, perché oggi, ma anche con Legnago, la nostra fascia destra è devastante. Sì, è devastante. Se la Giù. coppiata Zeliak Giudici
insomma fa paura perché scambiano, si trovano bene e riescono a creare apprensione nella retroguardia di qualsiasi squadra. Abbiamo fatto quasi tutto lì, da destra, anche adesso il bella lancio è palla. lungo ancora per Giudici che sfida e riesce a superare Ferri, poi attenzione alla conclusione, Mamma mia. adesso di Ganz dal limite dell'area, andava sul secondo palo ma è attento Caprile che Sì, però la blocca. non ha preso il giro completo la palla. No, però insomma già una notizia che Ganz tiri da quella posizione perché non sono le sue zolle quelle. Però ha tirato bene con un Sai destro che di ho prima visto- intenzione. Sì, ho visto un tiro pericoloso, da come è partito interno destro pensavo che facesse il giro e arrivasse all'incrocio, poi invece era centrale, un'ottima azione. Tanto però ancora. Ganz è ispirato perché se prova anche queste conclusioni, ha preso fiducia naturalmente Simone nelle ultime 2 partite, 3 gol. No, tu dicevi Albino, a Legnago c'era anche suo padre, Sì, che insegna sempre lui in tribuna, che naturalmente è soddisfatto per la Sì, ha avuto anche prestazione, secondo me una e conquista palla e Lecco. Scusa Albino, ti interrompo solo un attimo. Capoferri si porta la palla sul mancino, prova, Mamma mia, e sfiora il certo. gol, sfiora il gol qui con un tiro Brava, terra. bravo Capoferri, bella azione, secondo me l'ha anche coperto prima del tiro la palla, in modo che il portiere ha perso una frazione di secondo, però ha sfiorato il palo di sinistra di poco. sembrava un tiro su cui scommettere poco, invece No, ma sai cos'è? Che era indirizzato giusto, mi è sembrato che colpisse una zolla e quella zolla l'ha fatto deviare ancora più fuori. comunque vi invito a vedere quando la palla è rasoterra anche i passaggi corti, Sì, i sì, rimbalzi sì, che no, fa la si palla vede. è terrificante. imbarazzante, è imbarazzante. Si gioca sempre in linee di passaggio molto affollate, il lancio lungo deviato dalla Pro Patria. Ecco, prova a riconquistare palla, però c'è ancora Ghioldi che allarga sulla destra dove c'è Pierozzi. Devo dire che negli ultimi 10 minuti è uscito il Lecco da questo incontro, Sì. la Pro Patria ha arretrato il Lecco. Attenzione. Limite dell'area, ma non riescono a calciare perché fa buon gioco la difesa del Lecco, ancora però Pro Patria, veramente spazi chiusissimi, campanile alzato, poi il colpo di testa di Galli che scambia con un compagno, poi riconquista palla il Lecco. Vediamo se Zeliak non spazza, prova a giocare la palla a terra bene, Bene Lecco Masini, con Masini, bene attenzione Masini. perché c'è l'uomo dietro che lo recupera, Fallo. commette però fallo. E da quando insomma il Lecco redarguisce il giocatore, da quando il Lecco ha preso possesso, soprattutto la Pro Patria ha finito la sua spinta offensiva, il Lecco è uscito con la sua caratteristica migliore, le fasce, e sicuramente ha costruito di più occasioni. Sì, le due pericolose. occasioni vere sono quelle del Lecco. Due occasioni vere, una potenziale comunque, perché insomma 2 tiri in porta, quantomeno quello di Capoferri fuori di poco, quello di Ganz parato e poi l'occasione sul cross di Giudici conferma, come diciamo poco fa, un momento di forma devastante. Sì, aggiungo posso una nota di colore, no? Tempo fa, durante l'andata, quando abbiamo giocato con la Papata e vinto, non so come mai sono stato contattato via Facebook da uno squinternato mentale che poi ho scoperto essere un tifoso storico della Pro Patria, che diceva di tutto contro lo stadio del Lecco. Il campo del Lecco fa schifo, lo stadio fa schifo, la città è tristissima, e io vorrei invitare tutti ad andare a Busto Arsizio, vedere questo campo, questa città, e dire chi è più triste. Tanto il nostro Matteo Bonaccina ci fa pervenire delle immagini già dallo Speroni. C'è questa emblematica con De Paola che parla dietro la rete, appoggiato seduto su una sedia, il patron di Nunno. Lì deve stare. Attenzione all'Ecco, ma si sfuma l'occasione qua, perché Lì deve stare, sulla sedia bello comodo e non in panchina. Non in panchina, Sì, che poi dopo vengono fuori delle cose che è meglio che non escono. Assolutamente, insomma, parecchie foto le stiamo vedendo in questo momento di De Paola. L'Ecco che riconquista palla, ma c'è ancora fallo. 33esimo, 0-0, il ritmo prova ad alzarlo la squadra di Luciano De Paola. Il Lecco ha preso possesso del centrocampo. Sì, hanno mollato loro, Beppe, non duri più di 20 minuti a pressare così, cioè, se non ce l'hai dentro. E anche da queste foto si vede bene in primo piano il terreno di gioco, veramente campo di patate. Sì, campo di patate. Lecco ancora in possesso palla sulla tre quarti, ma costretto ad andare fuori, tornare indietro da Merli Sala, e si ricomincia ancora una volta dal giro palla tra i difensori. Però insomma ci pare di poter dire che negli ultimi minuti il Lecco è in crescita, preso di misura questa partita. 34esimo il Lecco si riporta in avanti.
Sbaglia però il passaggio, anzi riconquista palla la Pro Patria, e poi invece qui fallo commesso. Intanto ai danni di un segnalo che la Pro Sesto è andata di nuovo, dopo aver pareggiato la Triestina, è andata di nuovo in vantaggio a Trieste con insomma, non c'è ancora il marcatore, potrebbe essere ancora Capogna. Vediamo se sarà lui o no. Intanto qui ci ripropone Eleven il fallo subito da Parker, che si rialza un po' ciondolante, autore di 2 gol in stagione. Parker Stone. Sarebbe interessante se il Lecco riuscisse a fare gli ultimi 5 minuti, siamo al 35esimo, di pressione dentro, per poter... niente di fatto, scusa Beppe, vai. No, scusa, niente, per poter magari chiudere il primo tempo con una rete che non sarebbe del tutto rubata. Insomma, ripeto, le occasioni di Beppe le abbiamo viste, sono qui da vedere, poi dopo nel calcio ci sta tutto, però attenzione, Nicco dentro morbido, ma c'è la buon anticipo dell'Ecco, poi una deviazione che sta per sorprendere Pissardo, palla che finisce fuori di poco, lo rivediamo, tentativo di rimettere palla subito dentro dal limite dell'area sulla destra, trova quasi involontariamente forse anche una spizzata di un giocatore della Pro Patria, lo rivediamo. Ah no, col tacco, prova a girarla bene. È uscita di un metro. Fierozzi, palla fuori di poco. Questa è una buona occasione. Hanno la caratteristica di arrivare al limite dell'area, 5-6 metri fuori, e poi buttare dentro la palla, così, nella speranza che succeda qualcosa, vediamo. Però il Lecco è attento, chiude bene tutti gli spazi e praticamente una serie di passaggi dentro fuori, loro che buttano dentro, noi coi difensori che la spingiamo fuori. Questa mi sembra la caratteristica delle loro azioni di attacco, che insomma bene. Petrovic che ha tenuto un buon pallone al centrocampo, l'ha smistato, lancio sulla destra per Zeliak, apre per Giudici, il cross ribattuto, insomma Lecco che si corner per il Lecco, corner, rimessa corner. Lecco che prova a reagire subito dopo la buona occasione anche per la Pro Patria al 35esimo, ora siamo al 36esimo. Andrà Lora. Confermo Capogna al 33esimo. Capogna doppietta. Segna poco Capogna, segna poco. Calcio d'angolo per il Lecco. Con Lora c'è anche Giudici. Per questo tentativo vediamo se è corto, Giudici va di prima intenzione, bene, la respinge. Se c'era uno al centro dell'area lì, come si parla i palloni quando vengono messi per terra e vagano, diventa dura poi gestirli dal punto di vista difensivo. Diciamo che non è proprio una caratteristica dell'Ecco riuscire ad approfittarne di questo tipo di palla, ci manca un pochino quella siamo un po' carenti. Malizia nel andare a giocare a seconde palle o palle vaganti. Sugli angoli diciamo che siamo migliorati nella battuta iniziale. Quando ribatte i Giudici soprattutto. Perché prima veramente eravamo negligenti e non riusciamo mai a concludere. Più che altro un po' ripetitivi nel modo in cui venivano adesso dobbiamo migliorare in mezzo nel cercare di sfruttare un po' di più queste palle che vengono messe bene in mezzo. C'è una adesso seguiamo un attimo, poi ci prendiamo anche una piccola pausa. Attenzione però, perché Petrovic qui può giocare uno dei pochi grande pallone, grande controllo, viene ostacolato, poi tentativo di alleggerimento diretto perché viene buttata fuori la palla. Ci prendiamo un piccolo break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e di cambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport.
lo dà ai termini di pallini. Rientriamo in studio, non è successo niente, giusto per il Lecco in controllo a centrocampo, sempre sulla 39esimo. fascia destra dove si sta costruendo molto di più. Riconquista palla alla Pro Patria però con il numero 3 Galli, che poi trova una deviazione, cioè rimessa laterale. Ci avviciniamo agli ultimi 5 minuti di questo primo tempo, ma mancano 6, siamo al 39esimo, Sì, no. Occasioni migliori per il Lecco, poi il colpo di tacco però anche di Pierozzi da notare. Volevo chiedervi come mai, insomma, questa notevole differenza tra la fascia destra del Lecco, che è quella che crea più problemi, e la pressoché totale assenza della sinistra. Zambataro non glielo regali a nessuno. Si sente la mancanza, e poi lì c'è una catena pressoché difensiva come caratteristiche con Sparandeo e Capoferri, che sicuramente hanno qualità diverse, qualità difensive più che... Insomma, di qua puoi avere i guizzi di Giudice, e poi Zeliak, che è uno che comunque ha dimostrato in questa sua esperienza lecchese in questi 2 anni di saper giocare molto bene lì sulla fascia in appoggio proprio all'ala. Il cross deviato, non c'è calcio d'angolo, la spizzata, il gol del Lecco con Simone Ganz, ancora una volta. Allora, è il segno sempre lui, dedicato alla persona seduta dietro la rete sulla sedia. Un gol da Ganz. Insomma, mezzo ciuccio oggi, mezzo ciuccio domani, un ciuccio intero fa un gol. No, però a furia di mezzi ciucci è venuto fuori un puro sangue. Allora, adesso ve la raccontiamo bene, intanto festeggiano i giocatori blucelesti, ma qui Ganz veramente straordinario, perché spunta all'improvviso sul primo palo e trafigge Caprile, palla con la spizzata e poi va ad anticipare nettamente sia sul palo del portiere, sia Molinari sia il portiere sul primo palo. Non ho visto se era stato Giudice a spizzarla di testa probabilmente. No. C'è una palla alta. Sì, forse Giudice. Petrovic sembrava, dobbiamo rivederla. Comunque, fatto sta che Ganz segna il quarto. Petrovic, confermate? Sì, Petrovic che si trovava lì in posizione inedita a destra sulla palla che spiove altissima, la spizza di testa, la mette verso l'area piccola e lì arriva come un falco Simone Ganz, come un'aquila che la butta dentro. 4 gol in 3 partite. Comunque, cosa devi dire? Adesso mi faccio i complimenti. Vincenzo avevo chiesto, magari, visto che era il momento propizio del Lecco, era 10 minuti che si era portato in avanti un gol prima di andare al riposo, così è stato proprio al 40esimo, con un'azione che ha messo in luce la qualità, insomma, ben giocata anche. Sì, soprattutto la determinazione, perché io consideravo su questa palla una palla persa così. C'è Ganz a terra? Attenzione, vediamo un se colpo alla testa, sembra lui. Ha fatto un brutto cenno verso la panchina, poi si rialza, no, non è grave, non è grave. Tanto rivediamo. Allora, il tentativo di Masini deviato, la palla si impenna. Arriva, Giudici, ho visto bene, Giudici spizza di testa e arriva sul primo, compare dal nulla Ganz e la butta dentro. Davvero gran giocata. È il destino dei quadrupedi, però di puro sangue. Sì, perché 1-0 Lecco al 42esimo. La palla di Petrovic che l'ha data a Masini l'ha buttata ancora in mezzo. Attenzione. Prova la Pro Patria, ma il Lecco è ben piazzato, riesce a spezzare anche questa manovra, a riconquistare palla. Dietro siamo quadratissimi. Dietro stiamo soffrendo veramente poco, perché la Pro Patria è riuscita fino adesso almeno a calciare soltanto da fuori. Poi il tentativo sulla destra, quel colpo di tacco un po' casuale, perché sulla traiettoria del pallone di Pierozzi, ma poco altro. Invece il Lecco è riuscito più volte ad andare a calciare. Ora sulla destra la Pro Patria va fino in fondo, dentro il traversone, buono colpo di testa di Merisala in chiusura. Si conferma attenta la retroguardia. Oggi una palla. Merlisala oggi sta giocando bene. Sì, assolutamente, sta chiudendo tutto. Il cross sul secondo palo, la chiusura in questo caso è di Zeliak. Si dispera il giocatore della Pro Patria, Castelli, che non ha toccato un pallone fino adesso, tra l'altro, il numero 30 in maglia Bustocca. Va a battere la rimessa laterale sull'out di sinistra Galli, giocatore della Pro Patria, da non confondere con il nostro Galli, purtroppo infortunato anche lui, stagione finita ancora una volta per il numero 4 bluceleste. Giudici riconquista palla bene, prova ad allontanarla, 43esimo, via. Spazzone di Sparandeo. Pochi complimenti, ha ragione De Paolo, io sono completamente d'accordo con lui. Quando tu c'è la palla da buttare in tribuna, la metti in tribuna, appunto,
Devi fare la giocata per poi magari complicarti la vita e beccare anche un gol. Arrivano le foto anche del gol del nostro Matteo Bonacina. Attenzione in area la Pro Patria, riesce Merlisala ancora e poi va a prendersi anche il fallo il capitano. Gladiatore. Sì, grande giocata, bravissimo. Non si passa dietro fino adesso, la Pro Patria sta trovando pochi spazi, quasi nulli in questo primo tempo. Sai che se riusciamo a chiudere toccando ferro il primo tempo in vantaggio, io conosco un po' la mentalità di Prina e le contromosse che potrebbe tirar fuori il nostro De Paola potresti tranquillamente portarla a casa per i bastoni dietro. Ma io, come ho detto all'inizio della partita, prima del fischio d'inizio, ero molto fiducioso perché ho visto insomma gli ultimi risultati siamo in forma. Sono frutto di una quadratura totale, generale di tutta la squadra dell'insieme e soprattutto chiunque entra non sconvolge e non fa venire meno insomma la forza della squadra. E con Legnago l'hai vinta coi cambi, tra l'altro, quindi ti ha alzato la panchina. Scusate, noi abbiamo perso con la Ferrar Pisarò al 93esimo su un errore nostro. 2 minuti. 2 minuti di recupero. Scusa, mi facevi segno così non capivo. Fausto dalla regia. Vittoria, stiamo vincendo. 45esimo, siamo già entrati nel recupero, rimessa laterale in zona d'attacco per il Lecco, battuta da Capoferri, colpo di testa, anticipata, attenzione, buona. Può provare la battuta al volo Battistini, se non ho visto male, ma qui bisogna tirare, quando è così bisogna tirare. Attenzione, palla vagante che sta per fuori gioco. Sì, Petrovic stava per andare in porta, ma fermato da fuori gioco. Volevo proprio dirvi qualche minuto fa, prima del vantaggio blu-celeste, che forse questa è una, attenzione al lancio lungo, colpo di testa, ma niente, Pissardo in anticipo. Una partita che magari potevi sbloccarla visto i pochi spazi col tiro da fuori, però tra i giocatori in campo, poi ci ha provato Ganz da fuori, non sono le sue caratteristiche, ok, infatti poi ha segnato un gol che invece è da Ganz con la rapina sul primo palo. Solo Lora e mi viene da dire Masini sono giocatori che calciano da fuori tra quelli in campo, e Giudici soprattutto da calcio piazzato. Manca Kraja che forse è quello che tira di più, d'eccellenza dell'Ecco. Segnalo che il Mantova sta vincendo con il Trento 1-0 al 47esimo e che non cambiano gli altri risultati, nemmeno quello di Prosesto 2-3 vedo. Triestina Prosesto 3-2. Sta ancora vincendo, esatto, vediamo chi ha segnato. Vediamo se c'è la tripletta di Capone. Non c'è ancora il marcatore, poi siamo vicini alla fine, 46-40. 20 secondi al termine di questo primo tempo, ben giocato dall'Ecco, è andato in crescendo la formazione di De Paola. Come si diceva all'inizio, cioè tu pressano, capito, ma se poi pressi non tiri in durato 10 minuti quel pressing furibondo della padre, poco. Una partita da dividere in 3. Prima colpo di testa, fa buona guardia ancora la difesa dell'Ecco, poi fallo su Giudici, vediamo se non viene neanche fischiato, forse fischia direttamente alla fine del primo tempo, speriamo non sia niente di grave per Giudici che rimane a terra, perché sarebbe una botta. Ci prendiamo una piccola pausa, poi rientriamo e sentiamo Matteo. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Ecco Matteo, stiamo rientrando. Rientriamo con Matteo Bonacina. Ciao Matteo, mi senti? Sì, posso farvi una domanda? Sì. Per caso ho segnato al primo tiro sul corner di Giudici, cose che non succedono mai, però sai, mezzo ciuccio oggi, mezzo ciuccio domani e fai gol. Intanto sono 6 gol se non esatto, interi i gol. Stiamo rivedendo 4 con gli ultimi 4 tiri, 5 tiri in porta con gli ultimi
prima, va bene. Noi stiamo rivedendo, lascia pure Beppe, sì, tanto ci sentiamo con viva voce, stiamo rivedendo le azioni del primo tempo, no Matteo? Un Lecco che è andato in crescendo, questo pare di poter dire abbastanza nettamente. Il campo non aiuta il gioco palla a terra, però questo ce lo confermi? Sì, non è un po' irregolare, probabilmente non mi sembra di capire questa cosa qua. Allora, dicevo, prima che saltasse il collegamento, è abbastanza compatto, però probabilmente un po' irregolare. Sappiamo che il campo allo Speroni comunque non è mai stato un campo da lode, anche per il clima, insomma, che non agevola. Abbiamo rivisto ora il gol di Gantz, certo che è veramente grandissimo gol, perché la velocità con cui fulmina Molinari e poi Caprile in uscita sul primo palo è da come lo è Gantz, grande attaccante. Quindi Quello che è, insomma, dai, poi lo sapete, non per fare, come dire, farsi degli spot da sole a settimana, è stato scritto che anche se per fatto questo in carriera non poteva essere diventato un brocco o un mezzo ciuccio, vabbè, addirittura. Sì, certo, noi scherziamo, usiamo naturalmente, parafrasiamo, no, il termine colorito che fu usato qualche tempo fa dal patron. Dietro molto bene anche oggi Merlisala, Battistini, non concedono assolutamente nulla agli avanti Bustocchi. Ma mi sembra stata una questione molto semplice, perdono che ho usato i verbi in modo un po' impropri. È stata una questione molto semplice, appena Masini e loro hanno preso le misure su Nicco, che per me dalle misure Nicco l'ha dominato per mezz'ora buona, la Propatria fondamentalmente è venuta a mancare, perché comunque la palla è iniziata a stare tra i piedi dei Verdi, che oggi siamo noi, quindi spento il cervello della Propatria. Poi obiettivamente è una pochezza tecnica abbastanza disappontante per questa squadra che negli anni ha fatto anche sempre un po' di necessità virtù, però sai, senza Javoric, per quanto prima sia bravo, magari qualche difetto in più si vede, dato che prima è un tecnico che tende comunque a voler far giocare le proprie squadre in un certo modo, e mi sembra non abbia il materiale per farlo. Assolutamente, va bene Matteo, ti ringraziamo, ci risentiamo alla fine del primo tempo, allora buon lavoro per il secondo. Grazie, buon lavoro anche a voi, ciao. A più tardi. Rientriamo in studio e niente, ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra una decina di minuti circa a farvi compagnia per il secondo tempo. Lecco in vantaggio 1-0 allo Speroni. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. And I'm feeling Less normal, more mocca. L'energia di domani è Opel Simply Electric. Nuovo Opel Mokka. Scoprilo nei concessionari e su opel.it. Sala Luciano, concessionaria esclusiva Opel per Lecco e provincia. Via Fratelli Figini 10, Lecco. salaluciano.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Il compenso del tuo amministratore di condominio ti sembra elevato? Il rendiconto non è chiaro e trovi sempre dei costi che non ti convincono? Non riesci a contattarlo per gli interventi urgenti che vengono eseguiti solo dopo ripetuti solleciti? Se il tuo condominio non è gestito come vorresti e hai deciso di cambiare l'amministratore, puoi farlo subito. Con Media Progea SNC, società leader nel settore dell'amministrazione condominiale. I titolari Chiara Benegiamo e Domenico Dulisse operano nel settore con metodologie consolidate e vincenti da oltre 30 anni e sono a tua disposizione per un preventivo o una consulenza gratuita. Ecco 3 buoni motivi per sceglierci. 1. Convenienza. La forma all inclusive ti assicura un costo fisso annuale e comprensivo di tutte le spese, senza sorprese a fine anno. 2. Reperibilità.
Il tuo amministratore condominiale è sempre disponibile e rintracciabile in caso di emergenza. 3. Trasparenza. Il fascicolo di rendicontazione annuale ti mostrerà lo stato economico del condominio e quello di sicurezza degli impianti. Se vuoi un amministratore di condominio sempre al tuo fianco, chiama il numero 0341 35 36 46, spedisci una mail a info@mediaprogea.it o visita il sito www.mediaprogea.it. Ti aspettiamo nella nostra sede a Lecco in via Montanara 18. Media Progea, l'amministrazione condominiale come non l'hai mai vista prima. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con Pechino 2022. Francesca Lollobrigida vince la medaglia d'argento nel pattinaggio di velocità a 3000 metri alle Olimpiadi invernali. È la prima medaglia dell'Italia ai giochi. La 31enne di Frascati ha la terza partecipazione a 5 cerchi e dopo ben 16 titoli mondiali nelle diverse specialità chiude col tempo di 3:58,06, preceduta solo dalla campionessa olandese Irene Schouten. La medaglia di bronzo va alla canadese Isabel Weidman. La cronaca in Sardegna: un agricoltore ha ucciso la moglie e poi ha chiamato i carabinieri per raccontare cosa aveva fatto. È accaduto all'alba a Zediani, piccolo paese in provincia di Oristano. Secondo le prime ricostruzioni, durante una lite l'uomo avrebbe afferrato un oggetto contundente che si trovava in casa ed ha colpito la donna. Ora è sotto interrogatorio. Per i non vaccinati mortalità 27 volte più alta rispetto a chi ha avuto la booster. I ricoveri nelle parti ordinarie e in intensiva sono rispettivamente 10 e 27 volte più alti rispetto a chi ha ricevuto la terza dose di vaccino, lo indica l'Istituto Superiore di Sanità nel suo rapporto. Rispetto ai non vaccinati, la dose booster anti-Covid-19 protegge al 95% da forme gravi della malattia e al 67% dal contagio. 7 persone, tra cui 3 impiegati delle poste, sono indagate nell'ambito di un'indagine congiunta della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Milano sul furto di valuta straniera da buste provenienti da paesi dell'estremo oriente, in particolare il Giappone. Dovranno rispondere di furto pluriaggravato e riciclaggio. Nel corso degli anni avrebbero sottratto oltre 350.000 euro. Centinaia di case appartenenti ai membri della resistenza birmana sono state date alle fiamme di recente dalle forze di sicurezza nel nord-ovest del paese. Lo hanno riferito testimoni oculari all'agenzia di stampa AFP, confermando notizie di media locali. In particolare, il 31 gennaio scorso l'esercito ha effettuato raid in diversi villaggi della regione di Saigang, una delle roccaforti della resistenza antigiunta. Vola la serata delle cover di Sanremo 2022, seguita da 11.378.000 spettatori, ovvero il 65% di share. La serata delle cover è stata vinta da Gianni Morandi con Giovanotti e il medley dei loro successi. Al secondo posto Mahmood e Blanco con Il cielo in una stanza. Terza Elisa con What a Feeling. A votare è stata la terna di Televoto, Demoscopica 1000, Sala Stampa. È tutto, al prossimo aggiornamento. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. La tua serie preferita? È Kireia, la serie dei climatizzatori Mitsubishi Heavy Industries. Tecnologia intelligente, eleganza che conquista. 2R, gli specialisti nella vendita e installazione di condizionatori monosplit multisplit, via K. Rossa 22, Lecco. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport.
Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics, specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e di cambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo in studio con la sostituzione nelle file della Pro Patria, dentro un attaccante per un altro, più per Castelli, inoperoso va detto nel corso dei primi 45 minuti di gioco che segnano la vittoria temporanea dell'Lecco per 1-0 con la rete di Simone Ganz. Sul finire di primo tempo, Beppe, ti aspetti una reazione veemente dalla Pro Patria oppure canovaccio simile a quello dei primi 45 minuti? Ma perlomeno all'inizio del secondo tempo mi aspetto una Pro Patria all'arrembaggio, anche perché insomma hanno bisogno di punti, quindi sicuramente cercheranno di comprimerci nella nostra metà campo, ma se noi stiamo ordinati soprattutto dietro, ben difficilmente potranno metterci magari in difficoltà, sì, però non così tanto da cambiare il corso della partita. Sì, una curiosità mai, sì. Più o più? Penso più, senza accento, quindi abbiamo sempre chiamato così, poi si scoprono però se era inglese, se era uno socio inglese di Parker, lo avremmo chiamato Moore. Esatto. Chiederemo a Matteo magari. Sì, penso sia più, perché non c'è accento, comunque non c'è mai stato sul cognome, che poi dopo l'abbiano. Sì. Che errore questo! Attenzione, riconquista palla la Pro Patria sulla tre quarti, sulla destra, il tentativo murato proprio del neoentrato più, poi Pierozzi allarga, anzi accentra il gioco, tentativo di Nicco. Attenzione a queste palle vaganti, perché stoppato. Loro stanno attaccando ma fa solo confusione, in modo confuso. Questa reazione subito velleitaria, ma è confusa, non è chiara, non si vede una partenza con della tattica precisa, mentale. Anche perché c'è la solita densità, si era creata la solita densità di uomini in maglia verde e in maglia bianco-blu davanti all'area di rigore del Lecco. È stata un po' la speranza sempre anche del lancio lungo. Adesso sulle ripartenze devono stare molto attenti loro. Sì, poteva essere messo in gioco Giudici, intanto quando non c'è fallo su Masini riconquista palla il Lecco con uscita prepotente di Merlisala, poi però un rimpallo favorisce comunque ancora il Lecco con Sparandeo che guadagna la rimessa laterale davanti a De Paola. Sparandeo comunque ha fatto bene, sì, De Paola che richiama qualcuno, sembra Lora a metà campo e gli dice, se non, dalla gestualità sembra che gli dica buttala su, non cincischiare. Questa è una mia interpretazione, non l'ho sentito, però insomma rimessa laterale per il Lecco in fase sulla centrocampo. Sì. Vediamo se potrà. Altre indicazioni intanto. Gasparandeo.
Sì, mentre di De Paola, mentre gli consegna la palla per la rimessa lunga. Battuta lunga, poi l'anticipo, ancora una serie di batti e ribatti, riconquista palla il Lecco, Sparandeo la alza. E se ci fosse un'altra doppietta di Ganz, cosa diciamo poi oggi? Non è così improbabile, diciamo così, e speriamo, ce l'auguriamo naturalmente. La Pro Patria che si distende a destra con un buon pallone per Piu che allarga bene sulla corsa di Pierozzi, cross deviato, ci sarà calcio d'angolo in favore della Pro Patria. Attenzione perché l'ingresso di Piu sembra aver dato qualcosa in più. Questo era scontato. Questo ce la dimentichiamo. Ma insomma è vera, perché ha iniziato bene il numero 27. Ma poi se subisce gol possiamo dire che Pio se è tornato un po' là. Calcio d'angolo con Ghioldi che va a battere, si sistema il pallone sulla lunetta della bandierina, intanto movimento nelle panchine, si muovono tanti giocatori. Ghioldi al centro dell'area, colpo di testa, salva sul primo palo il Lecco. A breve lo rivediamo, vi raccontiamo qualcosa in più di questa occasione comunque per la Pro Patria. L'Ecco prova a uscire, guadagna rimessa laterale, vediamo se Eleven ci mostra subito il replay. Calcio d'angolo battuto bene da Ghioldi che spiova in mezzo all'area, c'è un tentativo, poi salvataggio sul primo palo di un giocatore dell'Ecco appostato lì. C'è da dire che c'erano quasi tutte e due le squadre nell'area piccola, quindi era facile trovare una deviazione anche di rimbalzo per poter poi mettere in difficoltà l'Ecco, che l'abbiamo detto un po' tutti per tutti i 45 minuti e anche ad inizio di ripresa, è un po' la speranza della Pro Patria, palla dentro e vediamo cosa succede. Intanto ha segnato Giuseppe, scusami, ha segnato la Giana contro la Juventus 1-0, vince. Questo ti fa capire che adesso senza rivediamo, senza aver questa perdita, che comunque è una perdita di un talento come Iocolano, non è che abbia creato chissà quale empatia alla Juventus Under 23. No, anche perché da quando è arrivato lui, quarta partita questa se non sbaglio, nessuna vittoria ancora. Esatto, ti dici giusto, proprio sottolineavo questo fatto, perché poi nel calcio ci sta tutto e il contrario di tutto, questa è l'evidenza. Intanto siamo al 49esimo, ancora Pro Patria al limite dell'area, gira bene il pallone, tentativo di Nicola, anticipato Murato ancora una volta, fa veramente densità bene davanti all'area, Lecco ora può provare a ripartire, qui però Masini non controlla benissimo. Era Masini o Petrovic? No, non riesco a vedere, forse Petrovic che non ha è stato delizioso, doveva essere più deciso, non ha controllato bene un pallone che poteva dare là alla ripartenza. Hanno fischiato fallo contro il Lecco per fallo di Petrovic. Forse una volta perso il pallone ha commesso comunque fallo. Calcio di punizione, lo batte Muli e lo batte il difensore Sportelli che va a lungo, colpo di testa in area, poi ancora fallo, forse commettendo anche fallo un giocatore della Pro Patria sul Lecco, poi pallone lanciato in area ma Pissardo ha buon gioco e può far ripartire i suoi. 51esimo, sesto della ripresa. La partita ha preso un po' quello che ci aspettavamo, Pro Patria in avanti nel cercare di recuperare la partita. Attenzione, lancio lungo, Ganz prova un improbabile pallonetto al volo di esterno destro. Di esterno destro, livello difficoltà altissimo, ma era anche giusto, era da solo, era giusto da tentare. Ma era un Ganz ispirato, l'avevamo detto anche nel primo tempo quando aveva provato quel tiro da fuori, no? Quindi vuol dire che si sente molto in fiducia e i gol gli stanno dando ragione. Naturalmente buono lo stop al limite dell'area, attenzione alla grandissima giocata, il gol della Pro Patria, che gol, una giocata superba. Adesso andiamo a dirvi anche di chi si tratta, perché il numero purtroppo non siamo riusciti a vederlo. Stop di prima intenzione, si accentra, tiro teso sul primo palo che fulmina Pissardo, direi probabilmente imparabile. No, incolpevole, però voglio rivedere l'azione perché dovrebbe essere Ferri, è una giocata pazzesca, vediamola, stop, si porta il pallone sul destro, si accentra, salta a secco un difensore, poi bellissimo il tiro sul palo corto, insomma poco da fare qua, bravo Ferri. Ma qui abbiamo sbagliato l'uscita in difesa, però è stato bravo a saltare Battistini. Merlisala ha tentato di opporre il corpo buttandosi a terra, ma lui ha tirato, ha fatto un bel tiro. Però se ti fai saltare in quel modo lì gli apri una frontiera. Però
diciamo che è arrivato su un'azione individuale contro la quale, se non sei supportato in due, puoi fare ben poco. Adesso Lecco deve stare attento, perché riparte ancora la Pro Patria, che ora ha preso coraggio. Attenzione a Nicco che prova a impostare il contropiede, apre a sinistra Pierozzi dentro il cross deviato, anzi il numero 27 Piu, che comunque ha dato davvero il suo contributo dopo l'ingresso in campo, ha cambiato un po' le sorti dell'attacco della Pro Patria, agendo molto a sinistra. Attenzione ancora Ferri che viene via, pallone per Nicco, riesce a cavarsela. Teniamola nei piedi, non è lo stop, non dobbiamo farci prendere dall'affanno di voler rinviare, bisogna giocarla. Adesso un po' in difficoltà Lecco, manovra bene la Pro Patria, attenzione al limite dell'area, può andare ancora il tiro, non c'è fallo, si salva qui Lecco, perché poteva anche, attenzione al contropiede di Sparandeo che prova a partire fortissimo a sinistra, anzi Masini, Sparandeo, Sparandeo va a scontrarsi ma casualmente con Nicco, non c'è tensione, un accenno di tensione. Sì, però l'ha provocato il numero 10 della Pro Patria. Era proprio era partito benissimo Sparandeo lì. Era quello che non ci si aspettava. Lo sapevamo che la Pro Patria sarebbe entrato in campo con un piglio diverso. Dentro Nepi e fuori Petrovic, scommetto. Fuori Petrovic, perché è abbastanza bulico in questa partita. Vediamo se conferma il nostro sentore il cambio del Lecco. 53esimo, potrebbe essere durata soltanto 53 minuti la partita di Tami Petrovic, che infatti esce l'MLM scuotendo la testa. Dentro Nepi ci prendiamo un piccolo break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo in studio. Angolo. Con un angolo in favore della Pro Patria, che stavamo dicendo, per adesso ha preso coraggio, tecnicamente migliorate le giocate della Pro Patria. Era proprio quello che non volevo, insomma. D'altra parte devono giocarsela, attenzione, siamo sull'1-1 e possiamo sempre colpirli come abbiamo fatto prima. Proprio bisogna stare attenti anche dietro, perché adesso con l'ingresso di Piu, insomma... non è più, non è che è più... io sono sempre però hanno preso coraggio tutti quanti, coraggio sì, una manovra d'attacco, su questo più angolo, colpo di testa ad allontanare. Sono venute fuori anche alcune individualità, perché Ferri e Ghioldi hanno un po' preso in mano, ma no, la stanno giocando sul piano fisico. Però attenzione a palla di ritorno sul fondo, entra in area la Pro Patria con Pierozzi, attenzione, salva sulla linea ancora il Lecco, vogliono un fallo di mano. Non c'è fallo di mano, che ben rischiato. Sì, tantissimo, sulla conclusione di Ghioldi, se non ho visto male. Piattone, poi postato sulla linea forse Merlisala, vediamo. Allora, grande azione di Pierozzi, mette dentro il pallone, va a colpire Piu e trova Zeliak. Sulle ginocchia però ha preso. Che salva. Che occasione che hanno avuto, super occasione per la Pro Patria. Ha battuto a rete a colpo sicuro e sulla linea di porta ha respinto. Adesso loro sono in totale fiducia e gli sta riuscendo tutto quello che non sono stati in grado di fare fino a prima dell'1 pari. Giuseppe, però sottolineo ancora, cos'è che gli riesce di fare? Giocano solo sulla grinta, c'è costruzione di gioco. Attenzione a cross dentro, poi palla ributtata dentro dall'altra parte, prova la conclusione al volo. Adesso hanno preso fiducia Pierozzi, non va lontano. Non fai più gol così però. No, questa era difficoltà elevatissima, però ci ha provato. Segnalo intanto la Provercelli in vantaggio 1-0 sulla Vecom per Verona. Purtroppo sono riusciti nel pareggiare meritatamente, perché l'azione è stata bella. La giocata è stata di gran livello. Noi adesso stiamo soffrendo
Vediamo l'azione di poco fa. Nicco che entra dalla destra servito da Pierozzi, mette dentro il pallone. Questo è un gol che non puoi, è un gol che non puoi sbagliare. Fare, effettivamente più calcio a botta sicura, ma troppo centrale addosso a Zeliak. Era più? Se la ritrova lì, sì, era più. Ma in questo caso era meno. Era meno, però insomma continua a essere protagonista delle azioni della Pro Patria, volenti o no, lo troviamo dentro. Abbiamo bisogno di altri 2 cambi, quantomeno sì. Da quello che vedo servirebbe un Kraja. Attenzione, palla dentro, ma ribatte ancora la difesa della Pro Patria, che poi non riesce a ripartire, allora ennesimo tentativo di servire. La prendiamo noi, dai. Ancora Lecco con Sparandeo. Fallo. Nostra. Però le guadagna la rimessa laterale, lottando caparbiamente lì a sinistra con Pierozzi. No, stavo dicendo che abbiamo bisogno di un centrocampo un po' più di sostanza. Mi è sembrato l'ora, sì, un po' stanco. Sì, ma è stato anche un primo tempo non brillantissimo. Allo stato attuale io vedrei l'inserimento di Kraja per dare più corpo, più sostanza alle metacampo, perché abbiamo bisogno di un giocatore che faccia pressing a tutto campo e riesca a rubare palla, e questo lo fa benissimo Kraja, al quale non manca nemmeno la conclusione a rete. Diciamo che questo inizio di secondo tempo nettamente comunque a favore della Pro Patria, questo va ammesso, con il gol e con altre occasioni che comunque sono arrivate. Quella di Più sicuramente molto pericolosa, con di fatto il 27 Bustocco che si è divorato il gol del 2-1, Zeliak bravo a trovarsi sulla linea del pallone, ma aveva lo specchio della porta libero quasi davanti a sé. Loro stanno giocando una partita che in altri momenti si potrebbe definire, non dico quella della disperazione, ma siamo lì, perché, beh, sì, in termini anche di classifica, se andiamo a vedere i risultati di oggi vincono tutte quelle dietro, sì. Compreso la Pro Sesto, quindi cioè il pareggio per loro non è sicuramente un tonico, equivale a una sconfitta, diciamo. Quindi calcio d'angolo però ancora per la Pro Patria, con Ghioldi che va a batterlo sempre da destra, si allaccia agli scarpini, temporeggia qualche secondo davanti ai compagni che si stanno riscaldando, si fermano proprio per assistere al calcio d'angolo. Ghioldi va lunghissimo sul secondo palo, attenzione però perché arriva Nicco di gran carriera, lo stop di petto, il tiro di Nicco dalla linea di fondo, quasi Pissardo attento sul primo palo. Sì, si lamenta con il suo compagno che si è fatto saltare con un colpo di testa. Ha ragione. E gli ha permesso questo tiro, adesso fa ripetere la battuta. No. Dobbiamo stare tranquilli, perché se stiamo tranquilli possiamo fare ancora gol. Però insomma l'inerzia in questo momento è dalla parte della Pro Patria. Perdi in casa, sei messo ultimo in classifica, te la puoi giocare sul piano almeno della dinamicità, dell'aggressività. Ci vuole magari anche una qualche azione che possa ridare fiducia all'Lecco. Vediamo se questa potrebbe essere. Vediamo se questa, perché si distende l'apertura a sinistra troppo lunga. Devi darla col contagiri, è difficile. Per Capoferri, anziché aveva provato a distendersi lì a sinistra, niente da fare. Pro Patria che può ripartire, mezz'ora di gioco, tanto il lancio lungo direttamente per Pissardo. Non viene ridata palla al Lecco, non ho capito perché, però mi è sembrato anche perché ho visto applaudire i giocatori del Lecco, quindi è stata ridata palla al Lecco, non sappiamo bene per quale motivo, ci è sfuggito francamente, ma dalla regia, dallo studio, diciamo. L'inquadratura era parziale, non abbiamo visto quello che è accaduto sul resto del campo. Sono d'accordo anch'io sul fatto di mettere un centrocampista dinamico, perché potrebbe questo qui sparigliare tutto ma poi il mister lo vedrà di sicuro. Nepi intanto ha lavorato bene il primo pallone della sua partita in appoggio ai centrocampisti dell'Lecco, che però poi è costretto sulla pressione della Pro Patria a tornare indietro, lancio lungo in verticale, proprio Nepi che arriva alle spalle della difesa, riesce a recuperare bene il pallone, lo difende dall'attacco bene sulla destra dove c'è Zeliak, il cross dentro di Zeliak, colpo di testa dei difensori a rimettere fuori Masini, vediamo se ha spazio per calciare con il mancino, lontano, no, non c'è neanche deviazione, lontano dalla porta di Caprile. Ecco che però, come dicevo, serve un guizzo per riprendersi. Ancora questa azione. Ci fanno rivedere 1000 volte il gol divorato da Più, ma forse per no, non c'è, la prende perché
Allora, stringe le braccia contro il corpo Zelia che la respinge col ginocchio, mi pare di poter dire. Non c'è neanche... Direi che non è più che quello che ti pare di poter dire è quello che succede. Sì, quindi... Ecco, bella palla. L'apertura sulla destra per Giudici che prova a rimettersi in moto dopo quarto d'ora in cui era un po' sparito. In questa ripresa, deviazione. Mamma mia, se passa questa palla è gol. Rimessa laterale, però rimane avanti il Lecco. Seguiamo con la rimessa laterale battuta per Lora. Allarga ancora sulla destra Zeliak, lo scambio con un compagno Masini, ancora Zeliak dagliela dentro centrale a cercare Nepi. Attenzione però perché c'è Capoferri che prova a ha tirato un po' in maniera scolastica, con il mancino un po' macchinoso, però perché questo rinvio della Propatria, stendiamo un velo pietoso perché c'è rimessa comunque laterale per il Lecco. Sportelli che è andato male a ributtarla fuori. Capoferri ancora a sinistra, può andare fino in fondo e crossare, vediamo, incespica un po' sul pallone, glielo porta via di gran carriera. Commette fallo. Sì. Boffelli, più che fallo, guarda che era stato preso da crampi il difendente della Propatria, il difensore. 63esimo, Lecco che ha cercato di spezzare la pressione della Propatria che è entrata con un secondo tempo di tutt'altro tenore. Adesso c'è la pausa, ci prendiamo una piccola pausa. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Ecco in 10 uomini l'espulsione di Sparandeo al 64esimo, contrasto con Pierozzi, Pierozzi era? Sì, però sono dei provocatori, sono proprio dei poveri. Adesso provocano, c'è anche Ganz che va a parlare, ma allora, gamba alzata di Sparandeo nel contrasto, rimane a terra, subisce un colpo in pancia. Non ho visto male se era Pierozzi non ho visto. perché è rimasto a terra, però l'arbitro ha estratto subito il cartellino rosso, diretto, mi pare di poter dire un pochino frettoloso. Lecco in 10 uomini, insomma, vabbè. Sì, perché è stato anticipato Sparandeo. Non ha calciato ugualmente pur essendo anticipato. Sì, però frettolosamente ha colpito nella pancia. Era un giallo tendente all'arancione, ma non certo un rosso diretto, anche perché insomma non c'erano stati. Adesso devi fare un'altra partita. Adesso è cambiata totalmente la partita. Devi fare un'altra partita. Sì. Merli Sala anche ancora tanto è quello ha protestato vivacemente. Vorrei vedere, ti mettono in difficoltà, ti tolgono un marcatore. Cioè il fallo c'era, forse espulsione. Sì, ma da giallo, adesso voglio dire, è il primo fallo importante che si è visto eventualmente da parte di tutte e due, non mi sembra, vabbè. Vediamo, perché ora la partita si fa molto complicata. È stato, mi sembra, una decisione cervellotica, sì. Esce Ganz ed entra gioco forza Vasic. No, esce Vasic. Vediamo come si rimette. Ammazza sugli esterni, voglio vedere questo ragazzo che l'avrei visto volentieri in 11. Mette un centrocampista in più esterno, anche se con vocazione offensiva, Nepi unica punta centrale, ci sta. Con il Lecco in 10 uomini al 66esimo, calcio di punizione, lo batte Nicco davanti in tanti a saltare della Propatria. Tutti fuori dall'area. Tutti fuori dalle balle. 2-0 della Gian Erminio. Lancio lungo sul secondo palo, sulla punizione, riesce a ributtarla fuori, il Lecco si salva, prova anche a ripartire proprio con Vasic, che ora prova a puntare subito. Punizione secca che arriva per giocatore della Propatria. Questo era un bel che cartellone. strattona
Sì. Vasic che era partito come un treno, Avevo detto che avevo letto di Vasic cose assolutamente importanti. grande partenza. Adesso va cerchiamo bene di recuperare il anche giallo, però il giallo, l'ammonito. Io sono un po'... Poi, se su quella fascia lì gli facciamo fare un altro fallo, poi lo butta fuori. Lo so, però insomma, visto che ha dato un rosso così, adesso vuoi che ti leggo un po' come sono messi i primi? Giugevic oggi, il nome del direttore di gara, non l'avevamo citato, dimmi Albino. No, vi leggo un po' di risultati. Sì. Gian Erminio Juventus 2-0 per la Giana, Propatelecco 1-1, Fiorenzuola perde in casa con il Padova 1-0, Legnago Piacenza 0-0, Triestina 2, Prosesto 3, Pergolettese 2, Seregno 1, Renate Alto Adige 0-0, Mantova 1, Trento 0, Provercelli 1, Vercomp Verona 0 e Ferrapisalò stasera alle 16:30, scusate. Alle 16:30, tanto fallo ancora a terra un giocatore della Propac sì, è un po' incattivita la 67esimo. partita perché... Ma l'ha messa loro su questo piano qui, io sottolineo perché si è capito da come sono entrati che l'avevano messa sul piano della rissa, no? Perché ribadisco, Vasic se non l'avessero fermato aveva davanti a sé tutto il campo. Ma poi questa è una velocità di base di Vasic che è una roba allucinante. Ancora Propatria che manovra a sinistra, Lecco però tutto piazzato dietro, 68esimo, tenta in un primo momento, pensa al cross, ma dalla tre quarti c'è ancora un altro cross, Pissardo direttamente. Grazie San Pissardo. Non lo so, non so come vedete voi il proseguo della partita, se il Lecco tenderà insomma a portare a casa questo punto. Certo, adesso deve controllare diventa importante portare a casa il risultato così, senza disegnare, a meno che li metti in 10 anche loro, allora poi giocartene in un altro modo. Tanto qui Vasic riconquista un po' pallone ancora fallo ancora, no, non c'è però l'ha tirato giù, non c'è allora Vasic è il numero 1, ve lo dico subito, non c'è nessun intervento da parte del direttore di gara, si continua a giocare, Pierozzi si accentra, si piazza però tutta dietro la linea del pallone, la retroguardia del Lecco con 9 uomini in questo caso, visto che è stato espulso, ricordiamo, Sparandeo per un fallo, ma francamente rosso, che dire generoso è un eufemismo. Comunque l'abbiamo rivisto una volta sola, però francamente lancio di Sportello, il colpo di testa, attenzione dal limite dell'area, se la mette lì sul mancino, prova a calciare Murata, fallo tutta la vita, ammonisci però, fallo per il Lecco, ammonisci su Nepi. Vediamo se il Leme ci fa rivedere l'azione di poco fa, perché vediamo, allora dal limite dell'area Ghioldi prova a calciare, trova davanti a sé però un difensore del Lecco che fa muro, si rimane sull'1-1, partita che si sta accendendo sempre di più, spinge la Propatria, Lecco in 10 che resiste, prova a ripartire, una partita che diventa però canovaccio opposto naturalmente, ma sempre più difficile. Diciamo che, ripeto, penso possono sbagliare, quest'arbitro qui mi sembra come tutti quelli che ho visto un po' sul fallo da espulsione, diciamo un abbaglio abbastanza notevole, è anche capace di darti i pari nell'espulsione. Questo, Ghioldi è stato ammonito poco fa per il fallo su Vasic quando era partito sulla destra, buona per il Lecco, buona che prova sulla destra, adesso dobbiamo essere furbi e farci fare fallo anche noi. Attenzione, qui intanto se n'è andata un po' la definizione di lei, non riusciamo a capire neanche chi era stato il giocatore ad andarsene, ecco che tornano le mani. Riprese di Eleven Sport veramente Capoferri, si può dire in fascia non protetta, di cacca. A sinistra si attende un po' il piazzamento di un compagno, trova Vasic, Capoferri di prima, però Nepi aveva ce la rimettono in gioco loro, si era allargato a cercare il pallone a sinistra, poi di gran carriera Battistini, Lora, buono il break dell'Ecco, dai, giudici taglia da destra, Lora però è costretto a darla a Zeliak sulla corsa, pallone di ritorno per il 5, Luceleste dentro, pallone non si intendono, mamma mia, non si intendono con Zeliak che non aveva, no, gliel'ha data un po' lunga, un po' lunga Lora, Zeliak aveva tagliato da destra verso il centro, in piena area di rigore, pallone un po' corto di Lora. Ecco che prova a scuotersi, dai ragazzi, rimessa laterale in favore dei blucelesti. Abbiamo fatto una buona partita fino adesso. Adesso buona, chiaramente poi gli episodi fino adesso ti condannano, nel senso che ti mettono in 10 uomini, ma tenendo ancora bene il campo Lecco, nonostante l'inferiorità numerica. Pallone centrale, lo stoppa male Nepi, rimane però in possesso palla la squadra di Luciano De Paola. Sì, ma le riprese fanno veramente pena. Capoferri, dribbling.
Poi qua ha tirato una sassata. Fallo su Vasic. Non c'è ammonisci, però non lo so se meritava probabilmente uno scontro proprio qua abbastanza. Però l'ha anticipato sì, scontro di gioco abbastanza comune. Campaccio è un posto tristissimo. Allora, si scontrano. Ci poteva anche stare. Vediamo una piccola pausa così seguiamo la punizione per il Lecco. L'hanno ammonito. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Riconosce i tuoi attimi di relax e quelli in cui devi mettercela tutta. E se non ci sei, risparmia energia. È il climatizzatore che regola la temperatura in base a ciò che fai. Kireia, design italiano, tecnologia giapponese. 2R, gli specialisti nella vendita e installazione di condizionatori monosplit multisplit, via K Rossa 22 Lecco. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Intanto è uscito Ghioldi, che era l'unico ammonito nelle file della Pro Patria dopo questo fallo in cui tu avresti dato il giallo. Io sì. Quindi perché poteva starci. Rivisto l'ha anticipato bene. Gli ha dato non sarebbe stata doppia ammonizione, però era un altro. Sì. No, era Ghioldi l'ammonito. Sì, Ghioldi? Sì, infatti l'ha tolto subito prima, subdolando un pochino il rischio. Sì, perché saggiamente lo chiama fuori. Dentro Stanzani, che comunque è un altro giocatore. 21 anni. Ma prima l'ha tolto prima. L'ha tolto prima di tutto. Se non fosse già stato ammonito, secondo me gli dava il giallo su quell'intervento. Può darsi, però insomma qui il metro di giudizio, però in occasione invece del fallo di Sparandeo lì era giallo e invece è arrivato il rosso. Attenzione, Lecco riconquista palla, Nepi tutto a sinistra, cerca di ostacolarlo, Sportello, Nepi difende bene il pallone, vediamo se trova un compagno libero, bene per Lora, poi Vasic ancora all'1-2 con il 5 blu celeste, Capoferri cerca un compagno libero, deve cambiare lato, va sulla destra dove c'è non perdiamo questa palla che è velenosa, Giudici. Non perdiamo questa palla. Grande pressing dei giocatori della Pro Patria, ovviamente con l'uomo in più cercano di rendere difficile la giocata dell'Ecco, che però sta facendo un buon possesso palla con personalità. Lancio centrale, Nepi, c'è fallo? No, l'arbitro ma vai a raccogliere delle prugne su una pianta di albicocche. Attenzione a Vasic che prova a rimettere in gioco il Giudici. Vasic è il numero 1. Per poco non arpiona il pallone Giudici, parte a sinistra la Pro Patria. Attenzione, dentro il pallone rasoterra, la spizzata, bene a cercare il movimento di più, però fa buona guardia Battistini. E poi Zeliak perfeziona il disimpegno. Fallo, ma questi sono falli, non li fiscano mai. La trattenuta su Nepi non c'è, allora si continua a giocare con la Pro Patria in possesso palla ancora tra le linee. Attenzione, il gioco che si allarga a sinistra, il cross dalla sinistra di Stanzani, va dall'altra parte a raccogliere la palla Parker. Poi il cross di prima Murato da Lora senza tocco di mano. È sempre Lora del signor Lora. No, Lora comunque si sta disimpegnando bene in fase difensiva. Pierozzi di prima, colpo di testa in tuffo da allontanare di Masini. Sì, ma veniamo via da lì. Riconquista bene la palla il Lecco. Ma non così, porca miseria, è fallo comunque. No, non è fallo, ma è rimessa laterale, probabilmente per il Lecco. No, dicevo fallo laterale. Sì, non ho visto se è Lora che è andato a cercare di guadagnare un buon pallone, poi purtroppo finisce a terra. Mettiamo Craier, dai mister. È il momento di Craier, sono d'accordo con voi. Vediamo se un quarto d'ora da 75esimo. Sì, anche perché stanno spendendo più energie, sono in 10, ha fatto una sola sostituzione. Piedi De Paolo e Malgrati davanti alla panchina del stanno parlando, probabilmente stanno stabilendo chi entra e chi esce. Capoferri con personalità, con grande personalità, bravo. Capoferri, buon secondo tempo da parte del 23 blu celeste. Palla per Giudici, dai Luca, grande controllo dentro il pallone per Nepi si gira, difende dall'attacco. Nepi è un centravanti di quelli vecchio stile, bravissimo. Allarga sulla destra il gioco il Lecco, Masini. Sono quelli che fanno il reparto da soli, quelli lì. Si sta difendendo bene il pallone, permettendo poi di giocare anche i centrocampisti dell'Ecco. Buona azione dell'Ecco sulla destra, manovrano in due Masini. Rimane ancora sulla destra Zeliak, ci sono spazi, allora Lecco preferisce mantenere il possesso palla, poi Masini va al cambio gioco. Dall'altra parte Vasic, un controllo difficile,
Ma dai, fischi questo fallo, ma è incredibile, ma incredibile, ma sei che abbia fatto Ponte dici, probabilmente quello che ha visto ma sì, ho capito, ma è sembrato un attimo fa ha subito un fallo contra tenuta, quello sì, ho capito, certo, cioè o hai un criterio omogeneo, se no un pochino casalinga, se sei un arbitro vecchia maniera, allora lancio lungo di sportello a cercare in area di rigore compagni, fischi pensando di avere poi la doccia calda. Brutto il pallone di ritorno di Lora per Vasic, però poi non si concretizza la probabile e possibile azione di ripartenza dalla 3/4 in avanti della Pro Questo Patria. è il momento di fare i cambi, 77esimo ormai. Sì, adesso qualcosa farà. Insomma, o Kraja insomma il Lecco ha provveduto fino adesso solo a una sostituzione, qua di Vasic. Sì. 75 minuti una sostituzione, insomma. Poco, hai visto che si è giocato anche martedì. Il Legnago perde in casa con il Piacenza, ragazzi. Rilancio lungo a cercare il colpo di testa di Nepi, l'anticipo di Pierozzi, poi un altro colpo di testa, Lecco che riconquista palla, Zeliak le finte, l'appoggio corto per Lora che apre sulla destra, Masini. Bella palla. Gioca bene comunque Lecco anche in 10, bisogna riconoscerlo, Nepi. Si gioca con personalità. Con personalità e con buona tecnica anche, viene avanti sulla sinistra, Vasic. Lo stop non è granché, cerca di difenderlo, c'è fallo. Ma con te, ma lo sei prevenuto, sei. Qui però Vasic va detto, sbaglia il primo controllo. Sì, ho capito, però la gamba. Scusate, io sono sempre contro gli impiegati, no? Ma questi qui, l'impiegato qui può riconquistare poi. Non mi pare all'altezza un'altra volta, cioè anche è andato però bene Vasic. Ha messo una squadra in 10 in un momento difficile della partita. Su un fallo che poi insomma è lì da vedere, che un fallo che non era un fallo da espulsione. No, perché non era cattivo, cioè insomma la gamba era alta, ma non c'era assolutamente volontà di gioco violento da parte di Sparandeo su quel contrasto a metà campo. Comunque vabbè, rimane in possesso palla la Pro Patria con sportello per Boffelli. Ancora il numero 6 che prova a cambiare gioco dall'altra parte. La spizzata Parker. Difende palla al limite dell'area, cerca l'imbucata per Nicco, attenzione perché ha un gran tiro, prova ma viene murato. Non è fallo, ci ha fischiato un fallo, fallo su Nepi, calcio di punizione per il Lecco, quindi Nicco non ha avuto il tempo per coordinarsi e calciare a rete, per fortuna. Si può smorzare un po' Beppe il ritmo della Pro Patria sul Lecco, perché 10 ovviamente. La partita è diventata folate. Ovvero non c'è la metà campo, si gioca con lanci piuttosto lunghi a saltare a pie pari la metà campo nella speranza insomma che ci sia la giocata o il passaggio preciso per l'attaccante. Ecco con Lora su dove Nepi centralmente, ancora Lora, c'è l'inserimento centrale di Vasic, non può servirlo e allora si torna sulla destra, ottimo il cambio di gioco, c'è ancora Zeliak. Lascia lì il pallone, Masini, giro centrale verso Lora, prova a dare difficile questa volta per Giudici sbaglia, prova a ripartire sulla destra, attenzione in due uomini, la Pro Patria parte forte, dentro il pallone in verticale, attenzione per Più che viene anticipato bene, rimessa laterale, guadagnata, già battuta. Velocissimi, Sì. Hanno un nome più a campo. Apre bene sulla destra per Pierozzi, il tiro di Pierozzi, la deviazione provvidenziale forse di Vasic che taglia no, di un giocatore della Pro Patria, rimane a terra intanto Pierozzi, si tocca Crampi. Rivediamo, grande stop di Pierozzi che va a calciare, trova un proprio compagno che la ribatte, sì. Probabilmente Più, se non ho visto male. L'ha proprio preso sullo stinco ed è andato diretto fuori. E sullo stinco di Più ci prendiamo una breve pausa. Sullo stinco ma è al forno. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Sta palla
Rientriamo in studio, 81esimo, sempre 1-1. C'è da dire che De Paula, che fino ad ora ha sempre cambiato qualcuno, non ha ancora nel secondo tempo non ha ancora effettuato cambi, mentre la Propatria si appresta. Non ce la fa forse il giocatore che poco fa ha avuto un colpo. Crampi aveva. 9. No, esce Parker che non ha inciso per niente. No. Esce anche Pierozzi, sì, che poco fa si è fatto male, entra Vaghi, sì. Mentre al posto di Parker, se non ho visto male, Beppe è entrato. No, visto che stavo guardandola distintamente, entrava. Ci siamo persi un cambio, sì. non ho visto chi è entrato al posto, visto che usciva sicuramente Parker il 9, ma non ha le viste sostituzioni. Ma anche prima, guarda che allora si potrebbe mettere un centrocampista, però se ci vuole quei 2 o 3 minuti o 4 prima che inquadra la partita, magari rischi. Secondo me noi stiamo in campo bene anche in 10 fino adesso. Sì, forse se si doveva fare andava fatto prima. Sì. Però attenzione, intanto ancora Propatria al limite dell'area. Nico apre per il cross dentro. No. Bravissima la difesa dell'Ecco con Battistini. Fallo, ce l'hai davanti a 1 metro, a 1 metro non vedi un fallo a 1 metro. Nico allarga a sinistra. Ma sei improponibile, sei. Rimane in avanti la Propatria che ora cerca azione avvolgente, tambureggiante al limite dell'area, dentro il cross, ma dentro il tiro, la parata con l'esterno destro, il tiro, la parata. Era un cross, Pissardo, sì, tiro cross, però è entrato forte e teso sul primo palo. Pissardo presente. Insisto, noi dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, ragazzi, perché sennò sembra che questi sta facendo dei fenomeni. Ferri che sta facendo soltanto una volta lo chiamavano casino. È entrato, intanto confermo il 32 Pesenti poco fa. Ah sì, del mio paese, lo sai, figlio di un mio amico. Sì? Di Canonica d'Adda. Buon giocatore anche lui. No, questo è un giocatore che ci ha sempre fatto gol, quindi tocchiamoci ferro e tocchiamo qualcos'altro. Riconquista palla Merli Sala, bene. Merlisala oggi ha fatto un'eccellente partita, anche prima sul corso in mezzo ha ribattuto lui, anche sul gol per poco non la intercettava perché si era buttato a corpo morta sul tiro, insomma non mi aveva convinto più di tanto con Legnago oggi, prestazione super, ha comandato la difesa e soprattutto sempre presente sulle palle pericolose, eccellente oggi. Secondo me merita un 7 abbondante la prestazione del capitano. Intanto 84esimo. Sono d'accordo con te, perché allora in questi ultimi minuti giochiamoceli con attenzione, portiamo a casa il pareggio che va bene, ragazzi. Sì, potrebbe continuità ai risultati. Certo, è fondamentale, perché ripeto, cambio. Se noi non avessimo perso chi entra? Kraja? No. 99 e 21. Kraja e Buso. E Kraja e Buso, sì. Nelle file dell'Ecco dentro, vediamo chi esce. Tolgono Giudice e Lora. Sì, probabilmente sì, Giudice e Lora. È giusto, questo qui sono 2 cambi azzeccati, perché la parte di Giudice la fa Buso e la parte di... Non cambia nulla dal punto di vista tattico, no. Cioè solo... Però se Buso è sempre entrato bene, perché è molto rapido, ti punta, ti crea fastidio. Sì, si potrebbe anche sperare una palla vagante sulla 3/4 che viene presa da Buso, prova a involarti in porta. Ci può stare con un po' di Buso, insomma, si può fare, no? Anche con qualcos'altro, perché serve anche quello in questo momento. Ma Buso ha la gamba dimostrato. Sì, ma anche il dribbling secco, la velocità, è bravo. No, sta entrando sempre molto bene, anzi io speravo che gli fosse data anche una maglia da titolare in una di queste partite ravvicinate. Al momento ancora De Paula non gliel'ha concessa. Propatria che prova a sinistra, 86esimo, ma il Lecco è tutto dietro la linea del pallone a difendere un 1-1 che in questo momento è oro colato, sì, perché visto come si è messa la partita dal 64esimo in avanti, con l'espulsione del terzino Sparandeo, rimessa laterale concessa da Lecco in zona d'attacco, va per la Stanzani, no, lascia l'incarico alla battuta lunga del numero 2 appena entrato in campo, Vaghi, che va nel cuore dell'area di rigore, addirittura colpo di testa di Masina ad allontanare, tentativo
bislacco di calcio in porta della Pro Patria, serie di colpi di testa, Buso travolto, Buso travolto, eccolo lì. È una miseria, ma cosa ci vuole? Mezz'ora per capire che devi fischiare? Sportelli lo ha preso sportellato in questo caso, anche a terra. Sì, gli ha dato una gomitata. Sì, una gomitata secca di Sportelli sulla schiena. Proprio questo qua non è una spallata, è stata una gomitata, poteva dargli anche una sportellata nel vero senso della parola, al di là del noi giochiamo sulle parole, ma un colpo è stato duro, è stato duro, si rialza Capoferri. 86esimo e 30 secondi. Rimessa dal fondo. Attenzione, e come dicevano all'oratorio, quando stai vincendo o stai pareggiando, parla in tribuna negli ultimi minuti. No, in questi ultimi minuti poi vedremo anche quanto sarà non credo molto. Non credo molto neanch'io, anche perché sostituzioni non sono state poi tantissime. Pissardo ha tentato di servire Napi sulla tre quarti, ma era una palla lunghissima fuori, si riparte con la Pro Patria davanti. Il Lecco ha tenuto anche in 10 uomini il campo molto bene sì, adesso forse un pizzico di stanchezza ci sta che si faccia sentire a questo punto, e bene ha fatto De Paola a provvedere almeno con 2 cambi, ha un'altra finestra tra l'altro con almeno 2 cambi da spendere in questo finale di partita. Buso riconquista bene il pallone, dai che prova ad andare via il Lecco, no? Sì, fallo, ammonisci, giallo per Sportelli, più che guadagnato. Dai Sportelli, chiudi gli sportelli e vai a vendere i porcelli. Sì, è un fallo unico, Sportelli e sportellate. Allora diciamo che il giallo assolutamente meritato per quanto fatto vedere. L'ha bevuto Buso, Sportelli, sì, Buso era partito via veramente forte e viene trattenuto davanti all'arbitro. Non hanno lesinato, non lo hanno picchiato e basta. Sono interventi al limite del cartellino, che se fosse stato un altro arbitro magari uno in più. In maniera molto sportiva gli auguro di beccarsi anche loro una bella espulsione, perché se la meritano. C'è poca partita però purtroppo. Attenzione perché Kraja riconquista buono il pallone sulla sinistra per Buso. Dai Buso al limite dell'area, cerca l'1 contro 1, va a una serie di finte dentro il pallone deviato. Qui poteva forse fare qualcosa di meglio. Ora non fare andare via la Pro Patria, c'è il fallo, calcio di punizione, quantomeno gioco fermato. Il Buso si è un po' incartato sulle finte, su se stesso. Probabilmente cercava il compagno smarcato in mezzo. Era una potenziale grande occasione dal limite dell'area sulla sinistra, con Kraja che era stato bravissimo a riconquistare palla e a far ripartire subito il Lecco. Questo insomma, naturalmente quando poi sei in 10 vivi di queste palle recuperate per provare a creare occasioni. Un uomo, nessuno ha voglia di concedere un uomo all'avversario. Quindi devi approfittare gioco forza di queste situazioni. Forza ragazzi, crediamoci, dai. Quantomeno non concedere più occasioni alla palla per il Lecco. Dai, rimessa laterale, 89esimo in questo istante. Nota margine, mi sembra. Chiedo poi anche, dimmi Beppe. No, chiedo anche con regia di aiutarci a vedere se ci sarà la segnalazione sul recupero. Vai Beppe. Sembra che Kraja abbia tagliato i capelli. Pensavo alla notazione tattica. Non è una roba tipo a Bibbia Sansone. Pensavo che mi avresti detto qualcosa di fondamentale per vincere questa partita. Magari tagliando i capelli. A queste reminiscenze, Giuseppe, a queste reminiscenze. Questa sinistra prova a entrare in area, viene tirato giù. Non si gioca. Lascia correre, calmiamoci ragazzi. Lancio lungo, colpo di testa. La gioca Merlisala sulla destra, il pallone giocato ancora da Zeliak, ancora Lecco in possesso palla, fine gara con grande personalità da parte della squadra blu celeste. Fallo, ammonisci, vergogna. C'è da dire che abbiamo una platea molto calda, si sentono giusto. Troppo, vi invito tutti a calmarvi ragazzi, stiamo facendo la cronaca di una partita di Serie C, manteniamo il controllo. Allora 4 minuti di recupero, calcio di punizione per il Lecco, andrà a batterlo Kraja con i capelli corti, come sottolinea Beppe. Mi sa che non l'ha messo allora Beppe subito perché aveva tagliato i capelli. Calcio di punizione per il Lecco con Kraja. Qualche corazziere ce l'abbiamo. Dentro i saltatori in area di rigore c'è Nepi, c'è Merlisala, Battistini va corto, la rimessa direttamente fuori della Pro Patria. È finito un brutto intervento sul Lecco. Questo numero 10 è un provocatore. L'hanno fatto volare. Il 10 è un provocatore nato. No,
è una brutta figura di sportivo. Se rifan vedere il nostro, adesso io mi sembra Napi. No, in area di rigore dovrebbe essere no, forse Vasic forse. No, aspetta, te lo dico subito. È Vasic. No, forse Battistini mi sembra. No, perché l'ho visto fare un volo. Però ho visto tornare dietro adesso. Comunque calcio di rimessa laterale in favore del Lecco, 91esimo, la rimessa di Capoferri. Bravo. Nepi bene, poi si scontra con il 6, mantiene bravo il possesso del pallone, allo scarico per un compagno, servito in questo momento, va Masini a cercare il corner, lo guadagna. Grande Masini. Nepi va a battere lascia naturalmente l'incarico lui, va in area di rigore, caro Nepi, a cercare una spizzata quantomeno. No, non ha le forze per andare in area, rimane lì. Ma no, tutto corto, tenendo il pallone. 92esimo, mancano 2 minuti alla fine del tempo regolamentare, la palla è vagante, Kraja si avventa sul pallone, poi Nicco prova a metterla fuori, c'è calcio di punizione per un giocatore della Compatria. Sì. Nicco è nervoso in questo finale di gara. Alla fine di questa gara, che mancherà 1 minuto e mezzo, poi vi dico cosa penso di questo brutto fallo di reazione. Sì, un calcettino. Vergogna, Prina. Giallo più che meritato in questo caso, 92 ma retrocedete, non rompete più le scatole. 92esimo e 30 È stato un brutto fallo di reazione perché Nepi è intervenuto sulla palla e il giocatore si è girato e gli ha proprio mollato un calcetto. Rimessa intanto, ribattuta fuori la palla dalla difesa del Lecco, prova la Pro Patria ancora 93, lancio lungo, finisce a terra un giocatore del Lecco, sì, commesso fallo, il numero 2 Vaghi. Incredibile, per Golettese Seregno 3-3 ragazzi. 6 gol in quel di Crema. Finita quest'oggi nel finale di questa 25esima giornata di campionato. È il primo risultato finale che vediamo, dunque 3-3 tra Pergolettese e Seregno. Va a parlare con Merli Sala. Sì, non so se per la perdita di tempo. Ma sì, ma è finita. Buona, comunque trascorre qualche secondo, di certo male non fa. Sì, dai, Pissardo rinvia perché Pissardo va a battere la punizione, va lungo, palla a sinistra, Nepi di petto bene, poi prova una giocata difficile, ma no, mi sembrava Buso. Ah, si era spostato, però insomma dall'altra parte. Sì, con l'ingresso di Buso Vasic è andato a destra, passano però i secondi, mancano 15 alla fine di questa partita, colpo di testa, fischia. Poi ancora una serie di interventi aerei, poi Molinari a sinistra, potrebbe essere l'ultima occasione per la Pro Patria, che ci prova ancora. Un minuto aggiuntivo, mi fa segno Fausto. 95esimo, cross dentro nel cuore dell'area, attenzione, colpo di testa, poi Capoferri rimane lì, subisce il fallo, c'è un tentativo di tiro poi, ma il gioco era già stato probabilmente fermato, no Beppe, se non ho visto male, dal direttore di gara. Si scontrano in tre perché c'è stata una carica. Sì, ma è un fallo. È stato un calcione. del 7 Stanzani un calcione Stanzani sul giocatore del Lecco. Dunque calcio di punizione gratuito, come finita con 30 secondi di anticipo rispetto a quanto avevamo preventivato. Dunque 1-1, Lecco porta a casa un risultato comunque utile, assolutamente, e ricordatevi che è utile, scusami Stefano, ma anche in concomitanza di tanti risultati che sono accaduti oggi. Sì, adesso andiamo a rivederli, proprio quello che è accaduto sugli altri campi. Un 1-1 sicuramente prezioso per le condizioni in cui è maturato, con l'espulsione al 64esimo di Sparandeo, Lecco costretto in 10 a difendere poi il risultato. Ci colleghiamo con Matteo Bonacina nel mentre aspettiamo qualche istante, diamo magari già i risultati, perché i finali sono soltanto 2. Questo dello Speroni al momento, giusto? Gian Erminio 2-0 per la Gian Erminio, al 95esimo non è ancora finita, Lecco Pro Patria Lecco 1-1 finita, Fiorenzuola al 92esimo 0, Padova 0, la prima lo davano a 1-0, non si capisce come mai, poi Legnago 0, al 94esimo Piacenza 1, quindi sta perdendo ancora in casa Legnago, Triestina 2, al 95esimo Prosesto 3,
Pergolettese Seregno 3-3 finita, Renate al 94esimo sta perdendo in casa con l'Alto Adige 1-0, il Mantova ha vinto con il Trento Calcio 1-0 e la Pro Vercelli ha vinto con con Verona, quindi direi che i risultati insomma tra finali. Ci prendiamo una piccola pausa, a breve rientriamo, chiamiamo Matteo Bonaccina dallo stadio. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Siamo con Matteo Bonaccina. Ciao Matteo. Ciao. Un punto, dicevi giustamente tu nella pausa, non si butta mai via mai niente in trasferta, un punto utile per come si era messo con Lecco in 10. Sì, ma poi per quello che dobbiamo fare noi, un punto su una diretta concorrente va bene, peccato non aver capitalizzato l'ottimo primo tempo, secondo me chiaramente la Propatria ha qualcosa da recriminare nel complesso, l'occasione salvata da Sisiak, ovviamente la recriminazione principale. Io poi l'espressione datevi conforto, la chiamo sembrata eccessiva. Ecco, addirittura insulsa. L'impatto dal campo non è stato violento, il ritardo. Sì, come l'abbiamo visto anche noi qua dalle immagini, gamba alta, fanno il respiro, insomma il rosso però, diretto. Però quello che subisce il fallo della Propatria riceve il fallo mentre anche lui ha la gamba tesa. Sì, è sembrato uno scontro di gioco con il giocatore Lecco leggermente in ritardo, però non cattivo sicuramente, con tale da meritare il rosso. Con la gamba tesa, tanto comunque con la gamba alta, sì, assolutamente. Poi va quindi Matteo, noi finiamo a 32 punti o 31? Eravamo a 31? 32. Confermo quello che diceva Giuseppe. Allora. Quindi un punto sicuramente più che guadagnato, anche perché mi permetto di dire, Matteo, non so se tu dal campo hai avuto la nostra stessa impressione, che Lecco in 10 uomini almeno per 20-25 minuti ha tenuto il campo molto bene contro la Propatria oggi. Sì, paradossalmente ha iniziato a tenere bene il campo quando era in 10, perché prima ha sofferto. Sì, nel secondo tempo sì, all'inizio. Forse nervoso, forse si è tornato fuori, è mancato forse che un po' di brillantezza. Personalmente non credo che sia stato giusto inserire Basic oggi, piuttosto avrei votato che Lukai andare a integrare il centrocampo, mettere il centrocampo a 3 per superare il momento di difficoltà. Ecco, che Basic è entrato un po' spaesato, ma non gli do colpa, non è arrivato perché era difficile, sporca. Certo. Ha comunque fatto intravedere quelle che sono le sue doti, che bravo giocatore, molto utile. Per un quarto d'ora ha fatto fatica per 2 o 3 palle un po' banali, in quel senso, forse era proprio quello il momento di inserire. Anche un giovane si poteva inserire, anche perché ne abbiamo tanti, forse un pochino più centrato quello che il resto della squadra, tutto qua. Assolutamente. A un certo punto poi ha fatto cambi tardivi, se vogliamo, oggi De Paola. Può preoccupare un po' che si accumulano tanti minuti sulle gambe di molti giocatori. Sì, ecco, bravo, mi suggerisci proprio questa considerazione, forse il posto di Basic poteva essere il tempo di Muso, che poi è subentrato dopo bene, sì. 3 strappi interessanti, potrebbe essere quello il momento di Muso, che adesso chiederemo con forza alla stampa questa cosa al mister. Va bene Matteo, grazie mille, allora ti lasciamo al tuo lavoro lì dallo Speroni. Grazie Matteo, ciao. Ciao. Rientriamo allora in studio, il tempo di un ultimo giro di opinioni. Albino, una partita che sicuramente fotografa ancora una volta lo stato di salute buono della formazione di De Paola. De Paola, ripeto, ha perso con l'Alto Adige in casa, no? Qui su Tirol, e praticamente abbiamo perso con la Ferrari Pissalò, poi di partite perse non ce ne sono, quindi dimostra che il fatto che bisogna essere concreti. Tante volte si va a cercare, tanto non è che il Lecco difende basta, il Lecco è una squadra che gioca anche bene a calcio, ha giocato bene anche oggi, però ha messo più attenzione in difesa, come diceva Giuseppe
dei suoi passaggi di analisi della partita, della gara, ma anche delle gare precedenti, e questo non è poco, insomma. Beppe, prosegue la striscia di risultati utili consecutivi, è importante continuare a muovere la classifica, perché insomma la vediamo, continua a essere corta, il quinto posto è ancora a 2 punti. Sì, ma c'è tempo, Certo, complessivamente secondo me è una prestazione da 6,5, perché soprattutto il primo tempo il Lecco è stato in grado di giostrare, di contenere la Pro-Patria e di colpire proprio nel momento migliore. Verso la fine del primo tempo ci si aspettava la reazione della Pro-Patria, è arrivata su un'azione bella, estemporanea, perché poi il gol è stato giustificato da un'altra azione pericolosa. Mi sarebbe piaciuto vedere tutta la partita 11 contro 11, anche se Matteo giustamente ha detto che abbiamo giocato bene. Vedo una squadra tonica, mi aspettavo un ottimo risultato, così è stato, speravo nella vittoria, ma non si può avere sempre tutto. Proseguiamo così, un punto fa messo in cascina. Ribadisco quello che ho detto all'inizio, insomma, tutti si aspettavano un Lecco in difficoltà dopo il mercato di gennaio, e invece prosegue verso le alte vette. Nepi molto bene, Nepi è entrato bene, sì, ma anche a Legnago, cioè, si vede che c'è caratura, che c'è voglia di combattere, tra l'altro è un corazziere, tiene sulla squadra, è quello che serviva al Lecco. Assolutamente, in questo momento è importante. Siamo in chiusura, allora grazie a Albino Alborghetti, grazie a voi, a Giuseppe Mazzolini. Buon pomeriggio a tutti, alla prossima. Grazie anche a Fausto Riva, chi ci ha seguito quest'oggi in regia a casa. Da parte di Stefano Molotov una cordiale buona serata e buon weekend, alla prossima. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it.